Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Vi trasmettiamo ora il convegno Istruzione e Formazione da Federterziario, e anche Radio Libertà è partner ufficiale Della costituzione di Federterziario Scuola, una delle nostre federazioni verticali. Lo scopo, l'idea della giornata di oggi è quella di poter riflettere insieme agli illustri relatori che si susseguiranno in questa giornata, insieme a tutti gli attori della filiera della formazione, quindi dalle istituzioni al mondo della formazione, al mondo delle associazioni datoriali, rispetto a quelle che possono essere delle misure che possano colmare innanzitutto il gap che esiste tra domanda e offerta di lavoro, che quotidianamente le aziende lamentano, e anche per colmare o comunque per abbassare l'elevato tasso di disoccupazione che colpisce per lo più giovani e donne del nostro paese. Le parole chiave dell'incontro di oggi sono formazione e lavoro. Due parole, due concetti che dovrebbero sempre più probabilmente essere interconnessi fra di loro, ma a fianco a queste due parole, a questi due concetti, ci piace aggiungere il concetto dell'orientamento. Orientamento, cioè la capacità di indirizzare i giovani, ma anche i meno giovani, coloro che sono fuoriusciti dal mondo del lavoro, coloro che non sono ancora entrati nel mondo del lavoro, verso quei percorsi di acquisizione di competenze che da un lato valorizzino le capacità del singolo, ma dall'altro possano aiutare le persone ad investire le proprie competenze e le proprie capacità in un'ottica di reale opportunità, sia per loro che per il territorio nel quale poi andranno comunque ad operare. Il concetto di orientamento parte da molto lontano, perché già nel V secolo a.C. Socrate parlava di orientamento, cioè l'importanza di aiutare i discepoli, le persone in generale, ad esprimere il proprio talento, le proprie specificità, le proprie potenzialità. Maieutica era il termine con cui letteralmente definiva Socrate la possibilità appunto di far partorire ad ogni individuo in modo naturale e spontaneo le ricchezze che ha dentro di sé. Sono passati millenni da Socrate ad oggi, però in realtà non è cambiata l'esigenza dell'orientamento, e noi ci troviamo proprio oggi in una situazione difficile, caratterizzata da sfide globali. Pensiamo a quello che abbiamo attraversato anche con il coronavirus, a tutti i risvolti socio-economici e politici della guerra in Ucraina. Oggi più che mai riteniamo che istruzione e formazione sono e devono essere sempre più leve strategiche per il mercato del lavoro. Per meglio analizzare quello che stiamo dicendo, vi leggo velocemente alcuni dati. Partiamo dalla situazione di preoccupante denatalità che oramai affligge il nostro Paese. Secondo gli ultimi dati pubblicati dall'Istat nel 2022 si è raggiunto il minimo di nascite dal 1861 ad oggi, 7 nuovi nati ogni 1000 abitanti, a fronte di 12 decessi, per un totale di sole 393.000 culle. Per la prima volta in 160 anni di storia siamo scesi al di sotto del valore critico di 400.000 nascite. Questo a fronte di una popolazione italiana che diventa sempre più anziana, perché comunque sempre secondo l'Istat gli ultracentenari nel 2022 hanno raggiunto il picco di 22.000 unità, oltre 2.000 in più rispetto all'anno precedente, con un'età media di 53 anni che pone l'Italia al secondo posto solamente dietro Malta, che ha una media di 53 anni e 3 mesi. Sempre secondo i dati Istat, dal 2008 al 2022, in poco più di un decennio, vi è stato un calo di nascite pari al 30%, e le previsioni non sono certo rose, perché secondo Eurostat l'Italia avrà un decremento di popolazione da qui al 2100 pari a 8,8 milioni di persone. In termini assoluti il calo più consistente fra tutti i 27 paesi dell'Unione Europea. In questo scenario, che non è pessimistico definire drammatico, per innescare politiche di crescita e di sviluppo che incoraggino alla proiezione, alla natalità e creino nel medio e lungo termine condizioni strutturali affinché questo possa avvenire, è necessario, a nostro avviso, avvicinare il mondo della scuola e della formazione a quello delle attività produttive. Come Federterziario riteniamo che sia una priorità assoluta per l'Italia, una necessità una necessità appunto quella di poter dialogare tutti quanti insieme, di trovare la possibilità per tutti gli attori della filiera, come dicevamo prima, dalle istituzioni alla scuola, alle attività produttive, alle associazioni
organizzazioni sindacali, di mettere a frutto tutti quanti insieme le nostre conoscenze, il nostro know-how e quindi le competenze di ciascuno, anche al fine di colmare quel mismatch di cui parlavamo inizialmente tra domanda e offerta di lavoro. A tal proposito, se andiamo a leggere i dati del sistema Excelsior di Unioncamere, che monitora sia la necessità di formazione specialistica per i nostri giovani, che deve essere chiaramente aderente alle esigenze poi del mondo del lavoro e delle imprese, soprattutto tutte le nuove professioni innovative e tecnologiche, e se andiamo a vedere appunto la formazione continua che deve tendere a formare costantemente i lavoratori, ebbene anche in questo caso emerge dall'analisi svolta un notevole disallineamento tra domanda e offerta. Nel 2022 sono state 6 su 10 le imprese che avevano in programma nuove assunzioni, ben il 41%, quindi meno della metà, hanno potuto reperire personale, proprio perché è difficilissimo riuscire a trovare del personale adesso. E sempre secondo il dato di Unioncamere, l'attuale difficoltà di reperimento del personale è pari al 45,2% della richiesta. In questo scenario un'ulteriore lacuna è data sicuramente dalla carenza di laureati e soprattutto laureate in materie STEM, in discipline STEM, quindi materie scientifiche, matematiche, tecnologiche, ingegneristiche, che poi peraltro sono quelle che sono più richieste oggi dal mercato, anche a fronte, diciamo, del PNRR piuttosto che delle politiche di coesione. Peraltro un settore nel quale l'Italia ha sempre eccelso e continuerà, immagino, ad eccellere. Il rapporto, e vado in chiusura, evidenzia come a livello nazionale siano maggiormente difficili da reperire dirigenti, il 66%, operai specializzati il 62%, tecnici il 51%, conduttori di impianti il 49%. Questo, peraltro, in un contesto in cui il DESI, l'indice europeo che riassume le performance digitali dei Paesi membri, sulla base di capitale umano, di connettività, di integrazione delle tecnologie digitali, vede l'Italia al 18° posto sui 27 dell'Unione Europea. È evidente che c'è tanto da fare, ma riteniamo che insomma anche la platea di oggi, i relatori che si susseguiranno, riteniamo che si possa avere tutti quanti insieme le capacità per avviare una serie di programmi e di progetti di collaborazione virtuosa fra pubblico e privato, tra associazioni datoriali e sindacali, tra scuola, istruzione e attività produttive. Questo anche appunto per invertire questo trend e anche per poter immaginare di poter andare a spendere qualche risorsa del PNRR o comunque delle politiche di coesione 21-27. Come Federterziario siamo pronti e vogliamo provare a diventare parte attiva di questo percorso con l'aiuto di tutti quanti, perché noi riteniamo che sia passato, sia finito oramai il tempo dell'io, ma dobbiamo riscoprire un valore appunto delle politiche attive, e quindi tutti quanti insieme sicuramente possiamo fare qualcosa per aiutare il nostro paese. Io vi ringrazio e auguro buon lavoro a tutti quanti voi e a dopo. Lascio la parola a Sara Garino. Perfetto. Buongiorno a tutti, sono Sara Garino, sono giornalista di Libero e di Radio Libertà. Modererò il convegno di oggi con il collega Giuseppe De Filippi, vice direttore del TG5, che è in procinto di arrivare in redazione. Naturalmente c'è fervente lavoro anche in considerazione delle notizie non troppo positive relative alla situazione in Emilia-Romagna. Ribuongiorno a tutti gli autorevoli ospiti in sala, ovviamente ai nostri relatori, alle associazioni che ci raggiungeranno più tardi, e ovviamente un grazie a Federterziario per aver organizzato questo prestigioso evento, agli organizzatori di Civita e ai media partner che ci seguono. Ci sono già Fortune Italia e Radio Libertà che ci trasmettono in diretta. Bene, io senza frapporre ulteriori indugi chiamerei al tavolo i relatori del primo panel, scenario atteso nei prossimi anni in relazione al trend demografico e importanza della formazione per creare una forza lavoro adeguata. Chiamo al tavolo il professor Giancarlo Blangiardo, già presidente dell'Istat.
Si metta al centro, professore. Giuseppe Tripoli, segretario generale di Union Camere. La dottoressa Elena Centemero, rappresentante del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Avremo più tardi anche un contributo del dottor Massimo Temussi, presidente di Ampal Servizi, che per impegni istituzionali purtroppo oggi non è riuscito a essere presente. Ci raggiungerà più tardi anche il dottor Francesco Verbaro, presidente di Formatemp, che in questo momento è in audizione. Chiamo il dottor Egidio Sangue, vicepresidente di Fonditalia. Il professor Stefano Armando Cecci, docente di imprese, startup e comunicazione dell'Università Yulm di Milano. E la professoressa Alessandra Fermani, docente di psicologia sociale presso l'Università di Macerata. Allora, appunto, non frapponiamo ulteriore indugio, subito i numeri, professor Blangiardo, focus su demografia e giovani. Grazie, aspetta che vediamo se funziona, si sente? Ma va bene, grazie, buongiorno a tutti. Io avevo eccolo lì. Avevo anche delle slide con cui in qualche modo presentare i numeri in maniera magari che non annoi più di tanto. Qualche numero è già emerso in precedenza, no? Il tema demografico, che finalmente è diventato abbastanza centrale e degno di attenzione un po' da parte di tutti, viene richiamato abbastanza spesso. Siamo un paese di 59 milioni di abitanti, siamo un paese, è stato ricordato prima, le previsioni Eurostat, che sono ottimistiche, sono costruite con il doppio dell'immigrazione che invece mette Istat. Istat con 130.000 immigrati netti, ogni anno 130.000 netti, passa dai 59 milioni scarsi di oggi. Professore Blangiardo, mi scusi, la interrompo solo un attimo, qua anche il puntatore. Ah, per fantastico. le slide. Spero che, scusate. Le tecnologie ci tradiscono. Guarda tu. Ok, grazie mille. Adesso deve spiegarlo Le freccette. anche a me come funziona. Quelle freccette. Le freccette per Se muoversi. io faccio così va avanti, voilà. No, dicevo, Istat con 130.000 immigrati netti ogni anno arriva a, lo vedete là, 58 milioni diventano 48 milioni, 59 milioni diventano 48. Spariscono 11 milioni di persone nell'arco di 4-5 decenni. Eurostat, dicevo, è più clemente semplicemente perché infila non 130.000 ma 250-260.000 immigrati netti ogni anno, valore medio, e quindi evidentemente il risultato finale è un pochino più attenuato, però è chiaro che la tendenza è quella. Un grande paese deve avere anche una popolazione consistente, cioè non basta essere un grande, cioè la Svezia ha la superficie ma non ha gli abitanti, la Svezia non è un grande paese, ci piace ma non è così. Ora, se noi vogliamo continuare ad essere una potenza economica, nella geopolitica, eccetera, dobbiamo avere anche una popolazione decente. Le dinamiche sono queste. 393.000 nati sono il dato del 2022, l'ultimo portato a casa l'anno scorso. I primi 2 mesi del 23, rispetto agli stessi 2 mesi del 22, segnano ancora una diminuzione dello 0,5%, quindi vuol dire che andiamo avanti in quella direzione e quindi in qualcosa sa da fare. Ecco, i giovani, naturalmente dietro a tutto questo, alla mancanza di ricambio generazionale, c'è un effetto di caduta della componente giovane. Lo vedete da quelle linee, la linea rossa ho messo insieme tutti fino al 30° compleanno. Ebbene, 16 milioni diventano 12 milioni, spariscono 4 milioni di giovani. Lì vedete un po' le diverse fasce d'età che ovviamente risentono poi della consistenza all'origine delle corrispondenti generazioni. Insomma, il finale della storia è: ne avremo meno abitanti, meno giovani, meno forza lavoro. Gli 11 milioni di cui parlavo prima sono tutti concentrati tra i 20 e i 66 anni, quindi tutti in età lavorativa. Un esercizio di simulazione, sempre per continuare con l'atteggiamento terroristico, un esercizio di simulazione è una simulazione, non è una previsione, che parte dal prodotto interno lordo attuale,
tiene ferme produttività, partecipazione al mercato del lavoro, tassi di occupazione, eccetera, ma inserisce le varianti di tipo demografico, numero di abitanti e composizione per età della popolazione in età lavorativa, ebbene, quell'esercizio che chiunque può fare porta i 1909 miliardi del 2022, prodotto interno lordo, a 1500 fra 20 anni, a 1300 fra 40 anni, cioè spariscono 500 miliardi di PIL. E se il debito pubblico rimane quello che è, immaginate cosa succede al rapporto debito-PIL. Ora, è chiaro che poi si può compensare con la produttività in mille altri modi, intendiamoci, però evidentemente la demografia lancia un segnale preoccupante. Allora, dobbiamo averne consapevolezza e fare delle cose. Il mondo giovanile, si diceva, va in quella direzione. Allora, che fare, ad esempio, per tentare di compensare gli aspetti quantitativi che vanno in questo senso? Beh, lavorare sulla qualità. Ora, e c'è da lavorare sulla qualità. L'incidenza dei laureati, la percentuale dei laureati, lo vedete, io non commento i dati perché penso che possiate tranquillamente rendervi conto immediatamente, quindi mi limito a estrarre piccoli messaggi. Se andiamo a confrontare l'Italia con gli altri, magari con i grandi paesi è meglio, scopriamo che l'incidenza di laureati nella fascia d'età da 30-34, quindi gente che in qualche modo si dovrebbe essere già formata, ci mette in una pessima situazione. Se poi andiamo nel mezzogiorno il disastro si accentua ulteriormente. Cercherò di essere più veloce. Laureati fascia 25-39 nelle diverse realtà territoriali, nord-est, ovest, centro, sud e compagnia bella. Beh, vedete che quindi abbiamo un problema di laureati e abbiamo un problema di distribuzione territoriale, o quantomeno di minor presenza in certe aree del paese. In più non solo ne abbiamo pochi, ma qualche volta li regaliamo alla concorrenza. Ed è il discorso dell'emigrazione, perché si parla tanto di immigrazione, però mettiamo in conto, non a livelli drammatici, però abbiamo anche una forte e crescente emigrazione, ed è un'emigrazione che spesso è un'emigrazione che riguarda soggetti che hanno un ottimo livello di formazione. Cioè noi investiamo nella formazione dei giovani, gli facciamo ottenere una laurea, magari una bella laurea di quelle che in qualche modo rendono e sono funzionali, gli facciamo fare magari anche il dottorato e poi dopo gli offre gli inglesi, i tedeschi, gli americani, altri, gli offrono delle cose a cui non si può dire di no e questi ovviamente, giustamente, si guardano intorno, non hanno sufficienti opportunità, prendono la valigia e se ne vanno. Credo che ciascuno di noi conosce un sacco di esempi di giovani brillanti che ci siamo persi. Ecco, questo è un altro elemento sul quale indubbiamente conviene lavorare in due modi, facendo rientrare, se possibile, sperando che ci stiano, quelli che stanno fuori ed evitando che quelli che stanno dentro vadano fuori. Tassi di immigrazione ed emigrazione in funzione dei diversi titoli di studio, li vedete lì, quali sono i numeri assoluti, valori per 1000 residenti, no, pardon, assoluti, valori per 1000 residenti nella stessa classe di età e titolo di studio, e come vedete la componente laureata più al maschile che al femminile se ne va. Qui ci sono le chiacchiere che in qualche modo riprendono i discorsi di prima. Vabbè, sono l'equivalente dei grafici che hanno dato l'immagine. Poi naturalmente immagino che le slide, se qualcuno le vuole, sono largamente a disposizione. C'è un discorso migrazioni non solo dall'Italia fuori, ma c'è anche un discorso dall'Italia dentro, cioè spostamenti sud-nord, tanto per capirci. E qui, come vedete, se andiamo a prendere, a mettere insieme sia quelli che vanno via, sia quelli che da una regione vanno in un'altra, la mobilità, i saldi sono quelli e vediamo che ai noi il mezzogiorno perde non solo per la emigrazione all'estero, ma anche per lo spostamento in altri territori, che in qualche modo si compensano, che so, il nord è vero che ne perde sull'estero, ma li recupera in qualche modo dal sud. Quindi questi spostamenti, perché sottolineo il problema del mezzogiorno? Perché sappiamo tutti che c'è un problema del mezzogiorno. Ora è chiaro che il problema del mezzogiorno non lo si risolve facendo sì che le forze, magari le forze migliori, prendano e vanno da un'altra parte, perché allora accentuiamo ulteriormente quelli che sono gli squilibri che peraltro già esistono. Vabbè, quindi questa è la chiacchierata che in qualche modo ho cercato di riassumere adesso, e cioè il nord compensa con i movimenti interni,
il mezzogiorno, come vedete, 157.000 giovani nei 10 anni si sono persi. Altri problemi di natura qualitativa? Quelli che si perdono per strada durante il percorso di formazione, e cioè gli ALET, per usare un acronimo, cioè quelli che lasciano mentre stanno studiando, abbandonano sostanzialmente. Ora, ci sono degli standard europei che dovremmo raggiungere, noi naturalmente, ai noi, siamo sopra questi standard, e naturalmente ancora una volta il mezzogiorno è ancora più sopra rispetto alla media nazionale. Quindi c'è sicuramente un problema di recupero di queste perdite. Incidentalmente i giovani di cittadinanza straniera sono messi ancora peggio, forse si può anche capire, condizioni probabilmente di contesto diverse rispetto ai giovani di cittadinanza italiana, quindi è un problema nel problema, e anche quello ovviamente non possiamo ignorarlo. È chiaro che questo fatto di avere perso strada facendo la formazione poi ha dei riflessi in termini di occupazione, adesso senza stare a entrare nei numeri, ma lì c'è semplicemente un confronto tra coloro che hanno lasciato e coloro che sono rimasti. Poi quando si tratta di lavorare, di essere occupati, è evidente che chi ha in qualche modo completato un percorso di formazione alla fine riesca decisamente meglio. L'altro elemento, oltre a coloro che si perdono durante la formazione, sono i NEET, cioè quelli che non studiano e non lavorano. Se ne è parlato parecchio, le percentuali lo vedete qui, siamo al 23,1%, magari può cambiare il decimale più o meno, ma insomma la consistenza è quella, e il problema naturalmente è dietro quel tipo di consistenza. Siamo rispetto ad altri paesi messi decisamente peggio, e ancora una volta il mezzogiorno è messo ancora peggio rispetto alla media nazionale. Quindi anche questa è una delle realtà che andrebbe in qualche modo aggredita per cercare di risolverla. Guardate la distribuzione territoriale dei NEET, come vedete la parte più scura è evidentemente al sud, e le dinamiche sono quelle che dimostrano questo tipo di dati. Vabbè, poi dopo ci sono gli aspetti ancora una volta territoriali, questa è la classica differenze che esistono, giusto per fare un minimo di spot all'Istituto Nazionale di Statistica. Istat produce gli indicatori benessere equo e sostenibile, si chiama BES, sono degli indicatori, ormai sono più di 10 anni che la cosa va avanti, con i quali siamo in grado di descrivere attraverso dei dati oggettivi la differenziazione delle diverse dimensioni del benessere, che non è solo economico, ma è anche educativo, sanitario, ambientale e quant'altro. E naturalmente questi indicatori, ecco, vedete qui, livello basso, medio, alto, alto, ci sono le diverse regioni, da sé si commenta l'immagine. Se vedete la lunghezza dei rettangoli, dei grafici, per la parte bassa, distribuzione territoriale, scoprirete che ancora una volta il mezzogiorno è quello che ha più indicatori di basso livello, e quindi chiaramente il benessere ne risente in maniera assolutamente negativa. Vado verso la chiusura. Ci sono ancora differenze rispetto alle competenze. I ragazzi, anche qui ancora una volta ci sono degli strumenti, delle misure per cercare di capire il percorso di formazione, cioè quanto siamo bravi nella matematica piuttosto che nelle attività linguistiche. E qui, come si vede, questi risultati, questi test sono decisamente, cioè segnalano situazioni di competenze non particolarmente alte se andiamo a confrontarle rispetto agli altri paesi, e ancora una volta delle importanti differenze dal punto di vista territoriale. Ecco, credo di aver dato, in maniera magari un pochino più terroristica, una specie di sintesi oggettiva, quindi qui non c'è nessuna ideologia dietro, oggettiva di qual è la fotografia, quali sono i punti critici, quali sono eventualmente gli ambiti presso cui intervenire per cercare di migliorare il sistema di formazione, perché è chiaro che il sistema di formazione, se non va, è stato ricordato anche prima, poi non c'è un discorso di mercato del lavoro. Avremo meno forza lavoro, se abbiamo più forza lavoro più in grado di produrre, cioè di dare produttività, probabilmente la caduta di PIL di cui parlavo prima potrebbe anche non realizzarsi grazie alle maggiori capacità. Ecco, credo che questo sia un po' il messaggio che viene fornito dai numeri, e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille al professor Blangiardo, chiarissimo come sempre, ci ha davvero tratteggiato
un focus, uno scenario, la fotografia di quella che è la situazione, e questi dati, unitamente a quelli del dottor Tripoli, sono e saranno il leitmotiv che accompagnerà tutta questa giornata. Andremo poi con gli altri panelist a calarci verticalmente sui tanti temi specifici che ha sottolineato. Saluto tra l'altro il presidente Verbaro che ci ha raggiunto, buongiorno, e a questo punto darei immediatamente la parola al dottor Tripoli, segretario generale di Union Camere, per completare questo quadro di numeri, di dati, con un focus sul problema del mismatch che già ravvisava poc'anzi il dottor Franco. Grazie mille. Grazie, buongiorno a tutti. Io mi inserisco nella scia della illustrazione importante, come dicevo adesso, ma lui stesso rilevava, che dà un po' di angoscia nel racconto da parte del presidente Blangiardo. Dunque, di mismatch si parla in Italia sempre più frequentemente. Per mismatch intendiamo ovviamente la difficoltà che c'è nel reperire da parte delle imprese o dei potenziali datori di lavoro figure professionali in numero e qualità adeguate alle richieste che le imprese o i datori di lavoro, anche il mondo pubblico, esprimono nel mercato del lavoro. Sono Alberto Acerbis. Oggi chiedo un attimo di attenzione, magari presumo da quello che vedo, da quello che capisco, che questa promozione interessa un po' più alle signore, chiaramente anche agli uomini, perché è una promozione che riguarda tutti, perché riguarda uno degli organi del nostro corpo che è un po' bistrattato, che però è molto importante. È molto importante. Tra l'altra cosa, poi vi dico tutto, facciamo un po' di overture, dai amici. Tra l'altra cosa, questo è l'organo più pesante del nostro corpo umano e ci protegge dall'esterno. È molto importante. Avete capito che stiamo parlando della pelle. La pelle è un organo del nostro corpo umano di più pesante, ci protegge dall'esterno, quindi la pelle va curata tutti i giorni, o almeno bisogna averne cura il più possibile. Molte donne all'ascolto, che saluto, abbraccio e bacio sulla guancia, tutte, sono anni che tramite Radio Padania, oggi Radio Libertà, acquistano da noi la crema alla bava di lumaca Rimas. Attenti, diciamo subito due cose per capirci. Prima cosa, parliamo di una crema certificata, attenti alle parole, perché quando si parla di cosmesi è molto importante anche questo. Parliamo di una crema certificata dall'ente preposto BioCert Italia, perché la nostra crema Rimas, in soluzione all'80% di bava di lumaca, è biologica, quindi vuol dire che la formulazione è perfetta. Rimas è una crema riparatoria, chiaramente per il viso e non solo, ma il viso è la parte più esposta. Attenti a quello che vi sto dicendo, perché io sono molto diretto, mi conoscete. Non sto dicendo che usa la crema Rimas e dimostri 20 anni in meno, non sto dicendo usa la crema Rimas alla bava di lumaca che poi la gente ti dirà ma così fatto, ma c'è un'altra persona. No, questo succede soltanto quando la pelle è sistemata in modo corretto, quando la pelle ha tutti quelli che sono i mattoni a posto. Quali sono i mattoni della pelle? Che devono esserci sempre, che noi dopo i 40 anni non produciamo più: allantoina, collagene, elastina, acido glicolico. Rimas è tutto lì. Rimas con l'uso quotidiano, tutte le mattine, alla sera, se vi scottate, perché Rimas è riparatoria, combatte le rughe, le cicatrici, i segni, se qualcuno ha qualche segno dell'acne, per carità, io ne ho, ok? Le smagliature, le scottature, straordinaria, coadiuvante da psoriasi e dermatiti, prurito in generale. Rimas è una crema in soluzione all'80% di bava di lumaca biologica. La presenza di olio di argan, di olio di oliva, di burro di karité fanno della crema Rimas una crema straordinaria. Perché ne parlo adesso? Perché a noi arriva lunedì la bava biologica, la mandiamo alla dottoressa Miriam, che sentite spesso, e prepara la crema. Numero limitato, non è un'industria. Chi ha la fortuna di averla ha in casa qualcosa di straordinario. Adesso vi faccio l'offerta che vale fino alle ore 12. Attenti. Se voi andate in farmacia, dove volete voi?
chiedete cosa mi fai pagare una crema alla bava di lumaca biologica in soluzione all'80%, certificata col bollino, col numero di lotto, una roba seria. Cosa pensi di pagarla? Te lo dico io. Tu la paghi 55 euro, ma non ti stanno rubando niente, è il suo prezzo. Deve essere una crema importante. Noi oggi con 55 euro, attenti, ti diamo non solo la crema alla bava di lumaca biologica eudermica Rimas, che stiamo facendo lunedì, cominciamo a farle, ma con 55 euro ti diamo 2 shampoo e adesso il prodotto nuovo alla bava di lumaca, che non ce n'è. Non sto a raccontarvi tutta la storia perché le proprietà sono straordinarie. 2 shampoo alla bava di lumaca, 55 euro, 3 prodotti. Dovete chiamare questo numero, ma farlo velocemente, perché quando dirò stop basta, la promozione è finita. Ci tengo molto perché lo shampoo alla bava di lumaca, quando arriva l'estate, che si lavano i capelli di frequente, è molto importante. È presente la bava di lumaca e l'avena biologica. Per ordinare questa offerta mi vedete che sono carico come una molla, ve ne accorgete, vero? Bravi! Chiamate questo numero 030 68 40 408 030 68 40 408, 55 euro e il trasporto. Se chiamate adesso non lo pagate, vi voglio bene. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Radio Libertà, continuiamo a trasmettervi in diretta il convegno istruzione e formazione. C'è anche il ministro Valditara, moderatrice la nostra Sara Garino. Buon proseguimento. Consente, eccetera. E il terzo segnalato qui è la penultima barra, quando si cercano persone che chiamiamo con competenze green, ma più semplicemente che abbiano un'attenzione ai temi del risparmio energetico, dell'efficientamento dal punto di vista del consumo delle materie nel ciclo di produzione. Quello che mi colpisce anche qui è la prima delle barre. La prima delle barre, comunicare in italiano. Comunicare in italiano, che non vuol dire semplicemente saper parlare l'italiano, perché questo penso che gli italiani lo sappiano fare, ma comunicare in italiano vuol dire riuscire a fare un discorso che abbia una sua logica, una sua coerenza, una sua capacità di convincere chi fa il colloquio, che padroneggi la lingua e l'argomentazione logica. Questo secondo me è un segnale rosso, una spunta rossa su tutto il sistema formativo, al di là di tutte le indagini europee o mondiali che si fanno nel confrontare i livelli di formazione. Abbiamo stimato il costo di questo mismatching per il sistema delle aziende italiane. Vedete 2 scale, una bassa e gialla, una alta arancione, perché abbiamo fatto questa doppia stima. Il caso in cui consideriamo e quindi calcoliamo il costo del mismatching, quindi della difficoltà di riperimento, quando la difficoltà del riperimento supera i 6 mesi. Io cerco una persona da me nella mia azienda, passano 6 mesi, non lo trovo, da 6° mese in poi abbiamo calcolato il costo. Il costo globale in questo caso è di circa 16 miliardi l'anno in Italia. Se invece consideriamo il costo dal 2° mese in avanti, quindi i primi 2 mesi è il tempo normale, consideriamolo normale di ricerca di un lavoratore, di un professionista, di una professionalità, da lì in poi consideriamo il costo complessivo arriva quasi a 38 miliardi di euro. E tenete conto che la parte più bassa della scala, che è anche quella con le colonne più alte, sono i lavori legati al commercio, al turismo, alla stagionalità, al tema delle costruzioni. Quindi non stiamo parlando di alte professionalità, ma anche di professionalità che essendo stagionali tu devi trovarle subito, perché sennò è finita la stagione quando le trovi. Scusate questo mio modo di esprimermi molto parlato, ma è perché così mi sento più in grado di spiegare con facilità queste cose. Cosa fanno le imprese per far fronte alla difficoltà di reperimento? Allora, la parte grigia è la parte della formazione, cioè cercano personale che abbia delle competenze abbastanza simili e poi fanno della formazione interna. Guardate che il tema della formazione, dalle nostre indagini, ha avuto una curva di questo tipo, era abbastanza diffuso in passato, poi ad un certo punto le imprese hanno smesso di investire in formazione e adesso sta riprendendo per questo motivo.
Poi in arancione trovate un altro motivo, cioè allargo il raggio geografico della ricerca delle persone, quindi non lo ricerco solo nei luoghi dove ho l'azienda. E la barra blu iniziale, la parte blu della barra, sono le motivazioni legate ai salari, cioè alzo il salario, tiro su l'offerta economica che faccio a chi viene a lavorare da me. Questo è un po', diciamo, gli strumenti che usano le imprese. Le imprese quindi decidono di formare personale anche se non è esattamente quello che cercavano e allargando lo spettro della ricerca del personale tirano su l'offerta economica che fanno, che è un tema su cui tornerò. Quali sono i canali utilizzati dalle imprese? Perché questo è un altro tema, non è solo il fatto che non c'è offerta e che la domanda non incontra l'offerta, eccetera, ma anche il tema dei canali con cui la domanda e l'offerta si incrociano, il tema degli strumenti attraverso i quali, i centri per l'impiego per esempio, che tipicamente dovrebbero aiutare una persona a trovare lavoro. I centri per l'impiego li trovate a sinistra, e il canale meno utilizzato dalle imprese, a parte un altro che trovate al centro, che è la segnalazione di altre imprese, cioè le imprese non si fidano della segnalazione che arriva da altre imprese, ma si fidano allo stesso livello dei centri per l'impiego, si fidano nel senso nella capacità di successo di trovare un lavoratore corretto come professionalità per quello che cercano. Invece soprattutto le piccole aziende usano come posso dire, quell'arcobaleno al centro, che è il passaparola. Il passaparola, quindi il livello e la modalità informale con cui io cerco personale. Sulla destra le altre colonne molto alte sono le voci dei conoscenti, esatto, il passaparola, i canali informali. Molto meno usano i canali social e i canali internet, e lo usano soprattutto le aziende grandi. Quindi le piccole aziende si passano ancora la parola, si dicono chi è bravo, e per questo rende ovviamente anche il mercato del lavoro più ristretto, a parte che ovviamente il nostro mercato del lavoro è profondamente diverso ad esempio da quello americano. Qui da noi il lavoro segue il dove abiti, in America il dove abiti segue il lavoro, diciamo grosso modo per esemplificare. Però diciamo questo ovviamente rende ancora più ristretta, perché se io prendo soprattutto persone di cui mi hanno parlato bene e che conosco direttamente, ovviamente il mio ambito è più ristretto. Mi avvio alla conclusione con le ultime due slide. Questa è la previsione che noi facciamo sul numero degli occupati che saranno richiesti tra il 2023 e il 2027. Noi stimiamo che in Italia tra il 2023 e il 2027 ci sarà un fabbisogno di circa 3.800.000 persone, di cui però, come potete vedere sulla destra, il 70% è legato al turnover, persone che vanno in pensione e che vengono sostituite. Scusate. E solo il 28% è determinato dall'espansione economica del mercato del lavoro. 2.100.000 saranno, prevediamo che siano dipendenti privati, 880.000 lavoratori indipendenti, lavoratori autonomi, circa 730.000-740.000 saranno le assunzioni nella pubblica amministrazione, che sono circa il 20% del totale delle assunzioni. Quali sono i settori dove ci sarà più richiesta e più fabbisogno? Sono anzitutto quello dei servizi, commercio e turismo, gli altri servizi pubblici e privati che lo trovate in fondo, che sono anche i servizi privati ma anche quelli della pubblica amministrazione, la manifattura certamente, però diciamo che il grosso del turnover e delle assunzioni avverrà nel settore dei servizi. Questo è più difficile ancora da leggere, ma è sempre la stessa analisi con riferimento ai titoli di studio. La faccio breve. Mancheranno ogni anno in Italia, sulla destra lo potete trovare, 12.000 laureati in medicina nei prossimi 5 anni, 8.000 nell'indirizzo economico-statistico e 6.000 circa con lauree STEM. Rispetto alle richieste, o quello che prevediamo sarà la richiesta da parte del mondo del lavoro. Ci saranno invece più laureati di quello che servono in materie umanistiche, linguistiche, psicologiche, altri indirizzi, eccetera. Così come ci saranno più diplomati di quelli che servono nei licei classici, scientifici, artistici. Mancheranno ogni anno poco più di 103.000 diplomati degli istituti tecnico-professionali.
L'istruzione tecnico-professionale è effettivamente, diciamo, è stata considerata, come voi sapete, la Cenerentola ormai da alcuni decenni della formazione italiana. Si diceva: se tu non sei bravo ad andare al liceo allora vai all'istituto tecnico, mentre è profondamente diverso il concetto che deve passare. L'istruzione tecnica è un canale con pari dignità e importanza, e tra l'altro con possibilità di lavoro, che soprattutto chi prosegue questo filone dell'istruzione tecnica fino agli ITS Academy, a completare con un diploma degli ITS, l'occupabilità raggiunge quote percentuali dell'80-90% già al primo anno del diploma. Allora, che cosa si può trarre da queste slide come conseguenza? Al di là del generale problema demografico su cui si è soffermato il professor Blangiardo, e quindi non aggiungo nulla alla descrizione che ha fatto, c'è un problema di orientamento sicuramente, c'è un problema di modernizzazione, come dicevo, nelle scelte del circuito della formazione. Tutto il tema dell'istruzione tecnica è sicuramente da rivedere, da potenziare, lo fa il PNRR, ma soprattutto c'è un tema culturale qui, perché è chiaro che un ragazzo si orienta in un'area, liceo, o in un'altra area, istruzione tecnica, anche secondo il clima che respira non solo in famiglia ma nella società, di quello che vede, i modelli che vengono proposti. Terzo tema, c'è una difficoltà di contatto tra domanda e offerta. Abbiamo visto che la struttura pubblica è poco utilizzata, c'è una politica degli ingressi, quindi c'è una politica degli ingressi dei migranti in Italia che va sicuramente considerata con più attenzione, con più strategicità, anche per questo riguardo a questo aspetto di quanto non sia stato finora. C'è un tema di partecipazione al mondo del lavoro, soprattutto di partecipazione femminile, e poi lasciatemelo dire, c'è un grosso problema di salari. C'è un grossissimo problema di salari. In Italia i salari sono rimasti fermi negli ultimi decenni, quando in Francia e in Germania sono cresciuti del 20, del 30, del 40%. Allora, come diceva il professore prima, il presidente Blangiardo, è chiaro che un giovane laureato preferisce cercare un'occasione di lavoro all'estero se lo pagano il 10, il 20, il 30, il 40% di più. Perché dovrebbe fermarsi in Italia? Allora, se non si mette a fuoco che c'è un grossissimo problema di salari in Italia, tutti questi nostri ragionamenti su come si riduce il mismatching, eccetera, andranno a cozzare con un elemento che rende meno appetibile la situazione di un lavoro rispetto ad altre ipotesi di formule di reddito diverse e alla possibilità di andare all'estero se tu hai la capacità e le competenze per poterlo fare. Ecco, credo che questi siano alcuni dei nodi che il tema del mismatching pone in Italia, che quindi sono nodi che non si esauriscono nell'ambito ristretto delle politiche per il lavoro e per il mercato del lavoro, ma che riguardano anche un po' politiche generali del nostro Paese. Grazie. Grazie mille al dottor Tripoli, lei e il professor Blangiardo ci avete davvero doviziosamente dettagliato il quadro, il punto di partenza per tutte le riflessioni che seguiranno. Dottoressa Centemero, lei da rappresentante del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, che cosa ci dice in termini di scenario? Partiamo però dai prodromi, dai presupposti, dai fondamentali in qualche modo. Ci diceva il dottor Tripoli questa percentuale, 41% delle persone tra 18 e 74 anni con la licenza di terza media. Quel problema della comunicazione in lingua italiana che abbiamo visto anche dai dati, e in questo contesto il ruolo della scuola in un'ottica davvero non più, e qui mi ricollego al concetto di maieutica che sollevava prima il dottor Franco, di insegnamento, quindi insignere, no? Mettere dentro, buttare dentro in qualche modo anche forzatamente all'interno del discente, dell'allievo, delle nozioni, ma nella sua veste, nella sua funzione educativa, no? Quindi exducere, tirare fuori le potenzialità e i talenti di ciascuno, sia che vadano nell'ottica di un liceo, dell'università, sia che si orientino giustamente sulle discipline tecniche, e il dottor Tripoli ci rammentava gli ITS. Grazie. Grazie, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Le sue domande richiederebbero un trattato perché sono domande estremamente interessanti, ma
che davvero richiedono un approfondimento, però una notazione vorrei farla all'inizio, che è questa, e ringrazio appunto chi mi ha preceduto, il professor Langiardo e il dottor Tripoli, che nel senso che le politiche, le scelte politiche nel campo dell'educazione e dell'istruzione si devono fare a partire dai dati, perché sono i dati che possono orientare quelle che sono le scelte di policy, no? Generali. E questo, ahimè, non sempre in questo paese è avvenuto. Allora, qual è lo scenario che noi abbiamo di fronte, anche considerando quanto ci è stato rappresentato prima? Innanzitutto noi abbiamo nel campo dell'istruzione e della formazione abbiamo in atto delle riforme che sono collegate al PNRR, ma delle riforme anche che vengono da prima, cioè dal 2017. Le riforme collegate al PNRR sono la riforma degli istituti tecnici superiori, che sono diventati istituti tecnologici superiori Academy, ITS Academy, e insieme a questo la riforma degli istituti tecnici e professionali la lascerei da parte, perché in realtà noi ci stiamo concentrando moltissimo sulla riforma degli istituti tecnici. In che direzione, no? Qual è la direzione, a partire anche proprio dai dati che ci sono stati illustrati prima e dal continuo sottolineare questo mismatching, cioè questo disallineamento delle competenze, no? È quello in cui sta lavorando il ministro Valditara, che è quello di creare, ve lo dirà poi dopo, una filiera tecnica, tecnologica, una filiera tecnica e professionale. Tengo molto a sottolineare e professionale, perché nel nostro paese abbiamo una grande ricchezza, che è quella di avere, rispetto ai paesi europei, oltre agli istituti tecnici, anche gli istituti professionali. Cosa ci dicono i dati? Parto ancora dai dati delle iscrizioni, e qui emerge indubbiamente un problema di natura culturale, come è stato sottolineato prima, legato alle scelte delle famiglie e alla necessità che le famiglie vengano coinvolte, ma anche una necessità forte di partenariato con tutto quello che è il mondo che circonda la scuola, quello che io chiamo il territorio, che significa i distretti industriali, che significa le imprese, che significa il sistema terziario. I dati cosa ci dicono quest'anno? Non li avete letti su tutti i giornali, non vi dico niente di nuovo. Ci dicono che nei licei le famiglie hanno iscritte. Perché sottolineo le famiglie? Perché evidentemente i ragazzi si affidano al consiglio della famiglia. Il 57% degli studenti si è iscritto ai licei, con prevalenza nella regione Lazio, e dallo scorso anno scolastico da quest'anno scolastico al futuro anno scolastico abbiamo un aumento quasi dell'1%. I tecnici hanno retto, anzi sono aumentati dello 0,2, da 30,7 a 30,9. Sono crollati i professionali, che risentono di una riforma del 2017 su cui diciamo non voglio esprimere nessun giudizio, no? Quindi i professionali sono scesi. Allora, in quest'ottica si presentano due problemi, no? Rispetto al disallineamento e rispetto alle scelte delle famiglie. La prima è il tema dell'orientamento, che è stato sottolineato prima, per cui all'interno del PNRR il ministro Valditara ha emanato a dicembre, e stiamo andando, cioè si continua, una nuova linea politica per l'orientamento, nel quale indubbiamente in questo caso vengono coinvolti dei docenti, vengono creati dei docenti tutor e dei docenti orientatori. Il docente orientatore utilizzerà una piattaforma che verrà messa a disposizione da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, nella quale sono presenti dei dati che verranno declinati poi su base territoriale, per far conoscere alle famiglie e agli studenti, che verranno accompagnati nel percorso scolastico da un docente tutor che, diciamo un po' socraticamente, no? Come si diceva prima, permetterà ai ragazzi di
valorizzare il proprio talento, no? Il merito è il talento di ciascuno. Valorizzare il proprio talento ed indirizzare i ragazzi verso una scelta, sia nel passaggio tra il primo e il secondo ciclo, tema delle iscrizioni, sia nel passaggio soprattutto tra la fine del secondo ciclo e il mondo del lavoro, l'università o l'AFAM che sia, il sistema terziario degli ITS. Si sta disegnando un sistema nel quale non soltanto attraverso l'orientamento, ma anche attraverso la riforma degli istituti tecnici, che poi vi dirò due cose perché poi spetterà al Ministro parlarvene, nella quale si vuole creare una stretta vicinanza tra l'istruzione, il secondo ciclo e quindi in particolare l'istruzione tecnica e professionale e gli ITS Academy. In che modo? E qui veniamo a un tema molto, molto significativo, il tema delle competenze. Allora, vi faccio una domanda. La scuola che noi stiamo vivendo in questo momento, e io ve lo dico perché sono una dirigente scolastica ero una dirigente scolastica di un istituto tecnico, economico, quindi settore dei servizi. Le scuole, i docenti, sono preparati per strutturare un percorso che porti i nostri ragazzi ad acquisire delle competenze. Quali competenze? Quindi all'interno della riforma del PNRR, la riforma che il ministro Valditara sta facendo, la volontà è quella di, da una parte, allineare le competenze rispetto ai bisogni formativi attuali. In che modo? Creando anche dei partenariati forti con il territorio. Partenariati forti con il territorio significa innanzitutto il patto Industria 4.0 che è previsto appunto nella riforma dei tecnici, che vuol dire che creare tra scuola, tra istituzione scolastica e territorio che c'è intorno, quindi vuol dire aziende, vuol dire enti locali, creare una sinergia, innanzitutto ITS, creare una sinergia per condividere delle risorse anche in termini di personale, perché l'acquisizione delle competenze di cui le imprese hanno bisogno e che non sempre i docenti che noi abbiamo, perché anche i docenti hanno un'età abbastanza elevata, non sempre riescono a dare ai nostri studenti, passano attraverso questa mettere in comune le risorse tra territorio, aziende, ITS e mondo della scuola. Significa avere dei docenti esperti che provengono dal mondo delle aziende e con i quali si possa fare formazione per i ragazzi. Significa, in secondo luogo, questo è il primo, cioè la possibilità che le scuole possano concretamente utilizzare dei docenti, del personale esperto delle aziende. Significa costruire, coprogettare con le aziende all'interno di quella che sarà una flessibilità maggiore del curricolo, con una declinazione sul curricolo territoriale. Significa creare anche dei progetti formativi, e questo ovviamente varierà da istituzione scolastica a istituzione scolastica, tra territorio e territorio, dei progetti formativi che non solo coinvolgano l'utilizzo di risorse in termini di personali, di laboratori con il mondo circostante, con il territorio circostante, ma anche che vengano individuate quali competenze, poche tra l'altro, non 25.000, le competenze fondamentali che i ragazzi possono sviluppare. Quindi diciamo che questa è un po' la prospettiva che noi abbiamo di fronte. Orientamento da una parte, riscrittura delle competenze che verrà fatta sicuramente a livello di ministero, ma che poi le scuole saranno chiamate a declinare insieme al territorio, possibilità che docenti possano essere chi proviene dal mondo delle aziende. Accanto a questo dobbiamo aggiungere ancora due cose: la
formazione dei docenti, per cui è stata creata la scuola di alta formazione che dovrà prendere avvio nei prossimi mesi, e poi anche l'altro aspetto importantissimo, che è quello del dare un valore e una progettualità ai percorsi, all'alternanza scuola-lavoro, permettetemi il termine perché il termine PCTO è un po' dar vita ad una progettazione. Il Ministro ha previsto che ci sia una figura proprio di chi progetta, la progettazione dei PCTO insieme a, non solo alle aziende, ma insieme agli ITS Academy. Cioè va creato questo tipo di, diciamo, di filiera. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Istruzione e formazione, leve strategiche per il mercato del lavoro, il convegno che vi stiamo trasmettendo qui da Radio Libertà, moderatrice la nostra Sara Garino, sta parlando la nostra Elena Centemero. Buon proseguimento. Solo di laureati. Abbiamo bisogno di figure intermedie e quindi lo sforzo che va fatto è anche quello, e qui sono un po' controtendenza, ve lo dico, di far capire che al termine di un istituto tecnico o tecnologico, come si chiamerà, o ve lo dirà il Ministro come si chiamerà, allora al termine di questo percorso è bello andare a lavorare. La cultura del lavoro, perché la cultura del lavoro, che è costituzionalmente fondato, non significa che se acquisisco una professione, mi metto nel mercato del lavoro, non posso poi in un futuro riprendere il mio percorso di studi con la formazione continua. Quindi dobbiamo anche cominciare a dire che, scusatemi, lo dico chiaramente, va bene, come ci dicono i target europei, l'alta formazione, ma va anche bene il fatto del mercato del lavoro, di immettersi nel mercato del lavoro al termine dell'istruzione secondaria. E per questo bisogna pensare a un orientamento forte verso il mercato del lavoro. Grazie. Grazie mille, dottoressa Centemero. Un concetto per certi aspetti semplice, questo che ci ha delineato della cultura del lavoro, ma che è straordinario ed è elegantissimo nelle prospettive, negli scenari, ma soprattutto nell'entusiasmo, nella fiducia, nella speranza di un futuro, di una strategia, di una visione per questo Paese che ci ha dettagliato e che più tardi proseguirà anche il ministro Valditara. Ma ripartiamo proprio da qui, Presidente Verbaro, anche per lei, Presidente di Formatemp, cultura del lavoro, importanza, centralità della formazione in sinergia, in partnership con i territori per rilanciare questa cultura del lavoro di cui ci parlava la dottoressa Centemero. Prego. Grazie. Beh, insomma, anche questo tema, anche questa domanda avrebbe bisogno di un convegno e anche più eventi per poter rispondere al tema della cultura del lavoro, anche perché insomma ai problemi classici italiani si sono aggiunte anche trasformazioni, si sono aggiunti cambiamenti che oggi stiamo un po' a verificare sull'idea del lavoro, sull'idea anche della libertà, dell'equilibrio tra vita privata e lavoro, che si poggia anche su un'idea anche sbagliata del lavoro, un'idea anche di non fare alcuni sacrifici. Noi abbiamo gestito molti concorsi pubblici negli ultimi 2 anni e devo dire che molta gente ha rifiutato di andare a essere assunti, molta gente di essere assunta nel nord perché non voleva fare il sacrificio di vivere in contesti dove chiaramente c'era un costo della vita più elevato, piuttosto che rinunce di altro tipo. Cioè ci sono vari cambiamenti, ecco, innanzitutto, e non è facile, però certamente c'è un deficit di cultura del lavoro che negli anni si è affermata, ma in tanti anni, quindi probabilmente c'è un ritardo di 30 anni. Noi ci stiamo occupando di questioni che potevamo affrontare 30 anni fa, quindi abbiamo sprecato tempo e capitale umano. Cioè abbiamo sprecato non solo tanto tempo, ma abbiamo sprecato capitale umano. Abbiamo i dati sul restringimento del mercato del lavoro, non solo
o restringimento quantitativo, giustamente il Presidente Brangiardo sottolineava molto bene, ovviamente molto bene, il restringimento qualitativo, cioè dato dalle competenze, l'abbandono scolastico implicito, esplicito, la qualità delle competenze degli studenti, il basso tasso di laureati, l'exit only della migrazione verso l'uscita non compensata. È chiaro che questo è un tema, come dire, che adesso è diventato un collo di bottiglia per qualsiasi idea di sviluppo e per qualsiasi politica, che impedirà sostanzialmente. Già noi oggi per fare i progetti al PNRR dei fondi europei non troviamo le persone, ci facciamo le telefonate, le chat, ci mandiamo a dire: ma per caso hai qualcuno per questo o quest'altro? Tra l'altro adesso nella meravigliosa combinazione di chiudere i fondi europei 14-20, di iniziare la 21-27, di mettere pure il PNRR, c'è una marea di progetti e di cose da fare, per cui non ci sono le persone. Il settore dell'edilizia ce lo racconta tutto questo rispetto anche alle infrastrutture e ai lavori. Quindi siamo trovati adesso con un grandissimo collo di bottiglia, frutto di appunto un'idea della scuola sbagliata. Provocatoriamente avrei messo il numero chiuso nei licei, ma ripeto, è una provocazione, o comunque avrei messo i licei in periferia e istituti tecnici professionali in centro della città, perché anche la collocazione geografica, se voi pensate agli istituti tecnici professionali in molte province, in molte città, sono messi in periferia. Guardate i palazzi, guardate le strutture, no? Anche in termini di attrattività. E ci rendiamo conto come veramente abbiamo calpestato l'idea del lavoro, della professionalità, del tecnico, di qualsiasi cosa, no? Quindi come poteva essere attraente. È come quando si dice vai a lavorare nella PA, è corrotti, è fannulloni, non voglio lavorare, lo stipendio è basso, c'è un fenomeno di working poor. E come fa a essere attrattiva la PA se tu gli parli di questo, no? I palazzi fatiscenti non sono adeguatamente digitalizzati, oppure i professori migliori stanno nei licei e non stanno nelle scuole tecniche, quindi c'è un problema anche di anni di reclutamento nelle scuole e in alcuni istituti, quindi che certamente ha portato a tutto quello che è stato detto. Sono venuti a ripetere dati che già sono stati comunicati, espressi meglio di noi. Il che fare non è facile. Le agenzie per il lavoro, il mondo che io rappresento col cappello di presidente di Formatemp, stanno ovviando a tutto questo con delle academy, con delle fondazioni, cioè formandosi le persone da sole. Cioè la domanda è enorme, la crescita dei lavoratori somministrati, la domanda da parte delle imprese, degli utilizzatori, come si dice, è cresciuta in maniera enorme, significativa, anno per anno. E le agenzie non ce la fanno a rispondere le agenzie a rispondere alla domanda delle imprese, e devono trovare queste figure, e siccome non riescono a trovarle, non sono formate, le devono formare loro, riqualificarle loro. Quindi partecipano nelle fondazioni degli ITS, hanno percentuali importanti. Io ne abbiamo fatto una a Famagosta a Milano, un evento 2 giorni fa proprio sul biotech, e devono prendono i laureati in matematica e li riconvertono in laureati in specialisti informatici. Quindi abbiamo fatto delle convenzioni con le facoltà di matematica per trasformare i laureati bravi, interessati a un percorso di riqualificazione, per trasformarli in informatici. Ovviamente in un contesto di scarsità delle competenze STEM, perché dentro quel basso tasso di laureati che ci porta a essere 27esimi sull'Europa 28, c'è anche un bassissimo tasso di competenze STEM, di laureati in competenze STEM, che sono quelle che servono maggiormente e sulle quali si sta cercando di lavorare in tutti i modi. C'è un problema di educazione rispetto alla matematica, alla comprensione del testo, c'è un problema appunto di educazione di vario genere. Ieri ero al salone del risparmio, tutti quanti parlavano di previdenza integrativa e di educazione finanziaria,
detto, scusate, ma qui c'è un problema di educazione di numeracy e literacy a monte, prima dell'educazione finanziaria. Attenzione a non tener conto di un contesto che è molto povero, diciamo così, dal punto di vista formativo. E povertà formativa genera povertà di lavoro povero, quindi salari bassi, quindi altro, con un divario nord-sud che è drammatico, che porterà chiaramente a una desertificazione, come dice il rapporto SVIM, insomma, da qualche anno, con conseguenze come dire, importanti in termini anche di riuscire gli enti locali a mantenersi in vita, visto che non perderanno gran parte delle entrate derivanti dalle addizionali. Che fare? E provare a riorientare il tutto, ecco, puntare a riorientare il tutto. Cioè, la scuola è stata disorientante, abbiamo creato disorientamento, non orientamento in questi, cioè abbiamo fatto cattivo orientamento, abbiamo fatto l'opposto di quello che dovevamo fare. Ecco, questo è stato il grande errore. Non abbiamo, invece di anticipare, abbiamo continuato a fare le cose sbagliate che facciamo prima. Quindi dobbiamo provare a valorizzare i suoi tecnici professionali, valorizzarli, puntare a investire su di loro, inserire i migliori docenti lì. La qualità della docenza è un grande tema. E lì il problema, anche il sindacato ha avuto una forza, come dire, che un ruolo importante in questo, sia rispetto alla qualità dei docenti, sia alla qualità dei dipendenti pubblici, e scontiamo la mancanza di servizi quando chiaramente reclutiamo male. Se reclutiamo male, poi non possiamo lamentarci di non avere i servizi adeguati. Questo lo vediamo su PNRR, fondi europei, lo vediamo sulla scuola, sui servizi per il lavoro, lo vediamo anche a volte in sanità. Quindi investimento straordinario sulla formazione, la formazione sempre, quella long life learning tanto citata negli eventi, nei convegni, ma mai fatta una cosa seria di questa roba qua. Ci ha riempito la bocca per anni di long life learning, non è mai vista. Siamo gli ultimi per formazione, forse la formazione persone abbiamo recuperato, ma la preparazione degli adulti, qualsiasi classifica ci vede negli ultimi posti, quasi ci dobbiamo domandare come che siamo riusciti ad andare avanti nonostante tutto. Ma forse le piccole e medie imprese, l'auto-organizzarsi. Serve una responsabilizzazione delle imprese sulla formazione e l'aggiornamento, delle scuole, dove chiaramente il prodotto non è la graduatoria dei bocciati, dei rinviati a settembre o altro, deve essere le competenze. Abbiamo scoperto le competenze adesso e quindi cominciamo a guardarle, a mapparle, a certificarle. Sì. Certifichiamo le competenze, perché altrimenti facciamo formazione a go-go. Ma quanti soldi abbiamo speso in formazione inutile che ha aiutato i formatori? L'FSE, cioè l'avessimo utilizzato con il modello helicopter money, forse avrebbe avuto maggiore effetto sul PIL e sull'economia. Scusate la radicalità di certe espressioni, ma chi ha detto ai lavori lo sa, magari non ce lo possiamo dire tanto ad alta voce, ma insomma sappiamo di che parliamo. Le regioni, la formazione regionale, professionale, i soldi destinati alla lotta all'abbandono scolastico, o no, all'investimento nelle scuole, vedi di questi fondi rimasti incagliati e risorse non spese. Questo anche per un regionalismo irresponsabile che man mano tutto che ha riguardato più alcune aree del paese del centro-sud, che poi ovviamente si riflette con in quei dati che vediamo. È chiaro che peggiore qualità formativa, peggiore questo, e poi chiaramente trovi questo. Quindi l'analisi la condividiamo tutti, sappiamo quali sono stati i problemi, gli errori, puntiamo su piani straordinari di formazione, rilanciamo gli istituti, rilanciamo la qualità della formazione, attenzione alle competenze, certificazione delle competenze, e proviamo pian piano a invertire, a colmare il vuoto. Abbiamo pochissimo capitale umano, perché il dato demografico ce lo conferma, ragione per cui non possiamo sprecarlo. Quindi dobbiamo aumentare il tasso di occupazione, anche dal punto di vista previdenziale,
dobbiamo aumentare la qualità del lavoro, la quantità di occupati. Non possiamo, abbiamo poco capitale ma non possiamo sprecarlo, e quindi né o in cattiva scuola, no in cattivo orientamento, non in cattiva formazione, cioè quel poco di capitale umano che abbiamo dobbiamo valorizzarlo di più, questo e quindi servono politiche pubbliche o partnership col privato, e le politiche pubbliche risentono della cattiva capacità di governo. Forse il privato è maggiormente interessato ad avere competenze, perché sennò altrimenti non sopravvive, probabilmente oggi è più consapevole di questo, proprio perché deve, come dire, produrre. Può essere un buon veicolo, una buona leva per cercare di spingere tutto il mondo della formazione verso questo. Il lavoro sta facendo il ministro Valditara da questo punto di vista interessante. Abbiamo una marea di istituti professionali, regionali, tecnici, statali, regionali. Ora volevo capire io come avrebbe mai potuto una famiglia normale, ordinaria, orientarsi da tutta l'offerta di studi tecnici professionali tra statali e regionali o altro. Non so se la direttrice del Ministero condivide, insomma, ma un caos che forse si metterà, come dire, si riuscirà a risolvere e a superare con la riforma anche degli ITEP, insomma, del tavolo della commissione sugli ITEP, insomma, cercando di creare una buona formazione tecnica. Serve anche un'educazione al lavoro. Non abbiamo fatto l'educazione civica più nelle scuole, almeno facciamo l'educazione al lavoro. Spieghiamo agli studenti e ai giovani cos'è il lavoro, quali sono i diritti e i doveri, quali sono le competenze che servono, perché fare i lavori stagionali d'estate, perché è importante migliorare il proprio curriculum, porre attenzione al curriculum, perché fai i lavoretti. Questo è importante. Questa educazione al lavoro, al valore del lavoro, nasce anche da questa spinta che dovrebbe essere una spinta di tutti. Ripeto, oggi non ci possiamo più permettere di perdere il tempo che abbiamo perso negli ultimi 30 anni. Infatti, grazie mille Presidente Verbaro per aver portato sul tavolo della discussione il parametro tempo, il tempo che abbiamo perso, come ci diceva, negli ultimi 30 anni, con un conseguente dispendio di risorse, ma soprattutto il tempo che abbiamo davanti, che deve essere celere, veloce, perché le sfide che, come dire, ci prospetta il presente sono stringenti, cogenti e devono essere intercettate in fretta. Do a questo punto la parola al vicepresidente di Fonditalia, il dottor Egidio Sangue, per un excursus su quello che è il ruolo dei fondi interprofessionali in questo contesto della nuova formazione, della nuova cultura del lavoro di cui stiamo parlando. Chiederei soltanto ai panelist di questo tavolo di essere stringenti, perché chiaramente stiamo cavalcando con i tempi per ottemperare agli impegni istituzionali dei relatori politici che seguiranno. Grazie mille. Grazie a tutti per la partecipazione. Allora, intanto rispondo alla domanda immediatamente, poi vorrei fare due considerazioni se abbiamo 5 minuti di tempo. Allora, i fondi interprofessionali sostanzialmente sono chiamati a finanziare l'aggiornamento delle competenze dei lavoratori delle nostre imprese tramite la devoluzione volontaria che le medesime fanno attraverso i contributi INPS del 2,7 per mille. Oggi come oggi la formazione continua oggi è finanziata col 2,7 per mille contro l'8 per mille, tanto per comprenderci, o il 5 per mille. Quindi abbiamo una scarsa propensione a investire nella formazione continua. Ma i fondi non si limitano soltanto a finanziare, non sono soggetti meramente finanziari, ovvero verificano, monitorano, accompagnano le imprese, ovviamente animano la domanda delle imprese nella richiesta di formazione, nonché ovviamente questa è un'iniziativa che ha preso questo fondo. Da quest'anno noi profiliamo tutte le competenze formali e informali dei dipendenti
che vengono formati tramite il nostro finanziamento, nonché ne certifichiamo, ovvero le mettiamo in trasparenza perché non siamo soggetti certificatori, le competenze che questi acquisiscono al termine dei percorsi formativi, utilizzando uno strumento che è l'Atlante del lavoro per rendere ovviamente questa profilazione, questa certificazione compatibile col sistema nazionale, in una logica di cooperazione. Allora, vi do due numeri. Allora, i fondi, insomma, vivono ormai da parecchio anni e vi dico sostanzialmente oggi aderiscono ai fondi, dato 2020, l'ultimo disponibile, 737.000 imprese e 9 milioni e passi di lavoratori, che pari al 71% del dato registrato dall'INPS per il medesimo anno. Quindi oggi sono l'unico soggetto che su base nazionale, ormai per un ventennio, ha un rapporto stabile col mondo delle imprese. Oltretutto vi segnalo che i fondi internazionali, benché siano soggetti di natura privatistica, ovvero associativa, sono degli enti bilaterali in cui sono rappresentate le associazioni datoriali e i lavoratori, e quelli dei lavoratori quindi hanno un rapporto, ognuno per la propria parte, con il mondo del lavoro, una presa diretta, anche perché poi sono i soggetti deputati a stipulare i contratti di lavoro e quindi il problema salariale, ma hanno anche, come dire, la vigilanza del Ministero del Lavoro, quindi i soggetti di natura associativa con la vigilanza. Ora, hanno gestito fino al 2020 9 miliardi di euro, con un tasso di impegno pari all'81%. Vi sfido a guardare qual è il tasso di impegno dei fondi strutturali per comprendere qual è il meccanismo di efficienza di questi soggetti. E diciamo che l'ultimo dato disponibile, purtroppo l'aggiornamento non è particolarmente veloce, al 2016 noi avevamo i fondi avevano assicurato la formazione a 7 milioni e mezzo di lavoratori. Calcolate, oggi il bacino è 12 milioni. Quindi, come dire, un ruolo molto importante da questo punto di vista. Quindi di cosa si occupano i fondi? Ragionamento professionale. Ora, calcolate che oggi come oggi un lavoratore che è entrato in un posto di lavoro negli anni 80, tipo io, e ovviamente le dinamiche lavorative degli anni 80 non sono assolutamente quelle di oggi, non esistevano i computer, c'era il fax, c'era la telescrivente. È ovvio che noi abbiamo necessità di garantire ai nuovi giovani, tramite l'orientamento, di inserirsi nel mondo del lavoro con le competenze attese, ma dobbiamo altresì garantire che i lavoratori dipendenti abbiano quelle competenze necessarie, le trasformazioni sono sempre più veloci. Quindi è essenziale questo. Dinamiche salariali importanti, c'è un problema fondamentale di pressione fiscale e contributiva, mi sembra che ci siano delle iniziative volte a diminuire questo, quindi questo è un tema, ma abbiamo un altro tema delle dinamiche salariali interne, ovvero l'ascensore sociale che si è fermato. Oggi come oggi un giovane, ancorché dotato di una laurea o di un diploma, tendenzialmente si ferma ai primi gradini retributivi nelle mansioni. Quindi oggi è bloccata questa scala che garantirebbe, in termini relativi non assoluti, delle retribuzioni adeguate, e questo è legato in parte alla produttività sicuramente, ma che a sua volta deriva ovviamente dalle competenze attese e mancanti all'interno delle imprese. Ultima questione, poi cerco di essere veloce, scusatemi. Allora, confermo il dato, su un campione del nostro fondo, Fondo Italia, su 278.000 lavoratori, effettivamente il 39% c'ha licenza media. Licenza media. Abbiamo una forte sperequazione tra uomini e donne, il 61% che vanno in formazione sono uomini e il 39% sono donne, pur tuttavia la scolarizzazione del mondo femminile è più elevata percentualmente rispetto a quella maschile, cioè tendenzialmente, e quindi ovviamente le posizioni in difetto anche di un percorso formativo di istruzione basso, ovviamente, come dire, difficilmente riescono a essere compensate dalla formazione continua anche in difetto delle risorse. Quindi oggi si investe poco anche
per una scarsa cultura della formazione continua, che concordo che anche la pandemia, in qualche modo il fenomeno pandemico, ha animato una maggiore consapevolezza circa le competenze, pur tuttavia le risorse finanziarie sono determinanti. Ultima questione, se mi concede l'ultima, perché parliamo di strategie. Allora, noi abbiamo una situazione complessa che è stata già, come dire, ampiamente illustrata da chi mi ha preceduto, ma abbiamo anche delle opportunità. Abbiamo molte risorse finanziarie che dovremmo mettere a terra in tempi utili. Io immagino, come dire, che se noi mettiamo a sistema quel che abbiamo di meglio e miglioriamo quello che oggi non funziona, se noi mettiamo in filiera le regioni che hanno delle competenze più o meno esclusive per quanto riguarda la formazione continua, tutto il sistema dell'istruzione, ad esempio, che lo coinvolgiamo nei processi relativamente alla formazione continua, quindi questo consentirebbe una virtuosa contaminazione, ovvero il sistema di istruzione in presa diretta avrebbe nozione di quali siano le problematiche e le attese del mondo produttivo, ma non solo. Il sistema della formazione continua, così come, si arricchirebbe, oggi è piuttosto debole, vi dico, ma da una contaminazione virtuosa, ovvero con il coinvolgimento del sistema dell'istruzione, eleverebbe la qualità complessiva che oggi è l'offerta formativa del sistema della formazione continua, che spesso è anche affetto da una discontinuità dei finanziamenti, da un sistema di accreditamento che si basa su elementi di natura fisica e non qualitativa, e da una sostanziale comunque carenza di risorse. E non solo, se mettiamo in fila questo e immaginiamo di coinvolgere i disgraziati centri di impiego, che ovviamente fa quel che possono, mi rendo conto, ma soprattutto per le agenzie del lavoro, noi potremmo costituire un sistema, ovviamente con la certificazione delle competenze. Esiste una gigantesca banca dati inutilizzata, gestita dall'ANPA, il Ministero del Lavoro, su tutta l'attività formativa che viene fatta dai fondi interprofessionali, e avremmo anche le banche dati delle regioni. Noi potremmo mettere insieme, come dire, un vagito, ma secondo me con le giuste premesse, di un sistema di politiche attive che non c'è mai stato in questo Paese, di cui abbiamo necessità. Ovviamente questo non è la soluzione, perché il tema del Sud è un problema e dovremo individuare quali sono le vocazioni, quali sono le strategie per il Sud, perché se non diamo una strategia al Sud e non sfruttiamo le sue vocazioni, è ovvio che avremo una migrazione interna. Per favorire comunque la migrazione interna ineludibile c'è la politica della casa. Insomma, adesso non voglio andare oltre perché sono temi che esulano ovviamente dal mio intervento, però nell'ambito delle strategie oggi noi abbiamo gli strumenti, dobbiamo soltanto sincronizzarli, metterli in filiera e cogliere. Abbiamo il programma GOL, sono una montagna di quattrini. Oggi come oggi, così come è concepito, se non mettiamo in fila tutti i soggetti, sarà, ahimè, una tragedia, non verrà utilizzato. Vi segnalo l'ultima questione: adesso noi saremo destinatari, i fondi di pensione, di 240 milioni. Questa cosa è stata concepita nel 2020 per formare i cassaintegrati, ma nel 2020 era oggettivamente una necessità, c'erano 5 miliardi di ore di formazione, i soldi ce li danno oggi, quando il problema della cassa integrazione è un problema che non dico che non esista più, ma è marginale. Il tema è un problema di crescita. Quindi abbiamo necessità anche di un aggiornamento, necessario aggiornamento professionale della pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione si deve aggiornare perché ovviamente una serie di dinamiche di cui stavo parlando non possono prescindere da una pubblica amministrazione che abbia, come dire, un aggiornamento delle competenze e abbia una cognizione molto più puntuale di quelle che sono le dinamiche effettive del paese reale. Scusate se vi ho fatto un intervento eccessivamente lungo, ci tenevo a dare, come dire, un'ipotesi di soluzione e una strategia. Vi ringrazio.
Grazie mille, grazie davvero Vicepresidente Sangue. Allora, abbiamo ancora un quarto d'ora prima della chiusura di questo blocco per consentire ai prossimi ospiti che hanno impegni istituzionali di intervenire. Darei a questo punto la parola al professor Ceci per un focus su innovazione, giovani e soprattutto start-up. Sì, grazie. Insegno alle ragazze e ragazzi a presentare un'impresa in 7 minuti, quindi cercherò di fare altrettanto. Arrivo alla docenza per l'università in IULM per aver fatto, sono nella categoria delle persone che hanno fatto un percorso, diciamo così, ho fatto 11 startup nella mia vita, ho dato vita a un incubatore, poi alla fine ho deciso di convertire questa esperienza nell'insegnamento, che è meraviglioso, che mi piace tantissimo, e poi sono un mentore, si chiamano così nelle startup che fanno il mio lavoro, cioè investo il mio tempo in gran parte per cercare di farle decollare. Collaboro con un importante venture capital che si chiama il Venture qui a Roma, che è quotato in borsa, e dirigo un acceleratore di startup, quello del travel tech, che si chiama Argo a Venezia, insieme alla Cassa Depositi e Prestiti, Banca Intesa, bla bla bla. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annui. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. Una scelta di valore. Radio Libertà, continuiamo a trasmettervi il convegno Istruzione e Formazione, leve strategiche per il mercato del lavoro. Sta parlando il professor Stefano Ceci dello IULM di Milano, docente di imprese. Tra coloro che, tra i presenti, la nostra Sara Garina, moderatrice, poi c'è anche l'ex presidente dell'Istat Giancarlo Brangiardo. Nella scaletta ci sarà uno slittamento, qualche minuto di ritardo, lo sapete come vanno i convegni, è previsto qui alle 12:15, probabilmente qualche minuto dopo, anche il ministro Giuseppe Valditara, ministro della Pubblica Istruzione, il presidente della Commissione Attività Produttiva Alberto Gusmeroli, il nostro Giulio Centemero e poi altre figure di primo piano. Ripeto, istruzione e formazione. Buon proseguimento a tutti. Ma insomma, le imprese startup sono innovative, sono una piccola parte, e noi stiamo facendo in questo momento un grande polpettone di questa faccenda, cioè stiamo confondendo, no, le mele con le pere, ma non funziona, non possiamo raccontarci che l'impresa startup innovativa, intanto parliamo dell'impresa startup innovativa, dovremmo aggiornarne un po' quella legislazione, perché vi dico che da operatore è così, ma lasciamo stare sta faccenda e non possiamo, diciamo così, narrare, alimentare questa narrazione delle startup innovative dimenticando che in realtà il nostro tessuto economico ha bisogno di imprese e che i giovani facciano impresa e che nascano imprese e che queste imprese possano nei territori del nostro paese contribuire allo sviluppo e alla crescita. Ecco. Perché non facciamo e i giovani non fanno più impresa? Al di là del fatto che i giovani calano, e questo è un dato, ce n'è un altro secondo me, è che non insegniamo a fare impresa. È molto semplice, nessuno insegna a fare impresa. Signore e signori, nessuno insegna a fare impresa. Il mio nonno era un imprenditore, il mio papà era un imprenditore, io vengo dalla provincia di Reggio Emilia, dall'Appennino, io ho imparato questa propensione all'impresa per famiglia e come me tantissime persone, no, che hanno la mia età, io sono un maledetto boomers, qualsiasi persona che ha la mia età ha avuto alle spalle più o meno una famiglia, no, o tante persone. Ma oggi che il tessuto imprenditoriale è cambiato, che le famiglie sono profondamente cambiate, che il nostro tessuto di impresa non è più quello di quel tempo, che insegna ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze a fare impresa. Nessuno.
l'altro giorno, 2 mesi fa, sono finito al liceo Volta a Milano, mi hanno tirato dentro a parlare con dei liceali in un momento di autogestione, no? Vi giuro che sono uscito estasiato dalla tonnellata di domande che mi hanno fatto, dalla curiosità. C'era un aula strapieno, uno ammazzato sopra l'altro, cioè, è stata veramente un'esperienza incredibile, no? Per dire che hanno voglia e desiderio di capire qualcosa, che cosa significa fare impresa, ma non glielo stiamo insegnando. Manca la formazione, io uso questa parola anche nel mio corso universitario, manca la formazione dall'intrapresa. L'intrapresa è dall'idea al notaio, tanto per capirci, cioè abbiamo molte cose che forniamo dopo, gli acceleratori, gli incubatori, le consulenze, bla 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 bla, ma non stiamo dando niente per portarli dall'idea alla nascita dell'impresa, cioè dall'intrapresa appunto, che secondo me non li stiamo formando. Questa fase ha bisogno di merito, di formazione del merito, di formazione soprattutto di processo, perché in realtà io in gran parte faccio design di processo, cioè metto in fila le fasi e cerco soprattutto di insegnargli, ed è il terzo elemento secondo me rilevante, un atteggiamento, una propensione. C'è tanta psicologia in questo tipo di lavoro, c'è tanto rapporto umano, personale. Non gli insegniamo creatività, sviluppare un'idea, affrontare la complessità, lavorare in team, cercare risorse, utilizzare strumenti, definire modelli di business, cercare denaro, cioè, sono tutti elementi, dinamiche su cui veramente non stiamo facendo più o meno nulla. Secondo me, e arrivo al punto, secondo me si potrebbe camminare per un paio di strade per cercare di sostenere l'intrapresa, lo sviluppo di impresa del nostro paese. Una, più o meno, credo che si sia intrapresa, io la chiamo Accademia di Impresa, e l'altra potrebbero essere dei laboratori di impresa. Allora, le accademie di imprese potrebbero stare più o meno dove stanno, cioè se ho capito bene la riforma degli ITS, ITS Academy, insomma questo mondo che sta cambiando, no? Capisco che forse da lì, dentro quella riforma, potremmo inserire, innestare, no? Ulteriore, diciamo così, competenze e capacità per far crescere imprese lì dentro. Dobbiamo pensare però, non soltanto, giustamente, io sono molto d'accordo, vengo dalla provincia di Reggio Emilia, quindi sono molto d'accordo sui tecnici professionali, che ci siamo dimenticati, invece da lì abbiamo negli anni tirato fuori tantissimo del nostro capitale imprenditoriale, dobbiamo tornarlo a fare bene, ma dobbiamo pensare anche a una soluzione per il dopo, cioè che cosa facciamo dopo che sono usciti da lì e sono usciti dai licei e non vanno all'università. Perché c'è un buco, no? C'è un passaggio che se non ci preoccupiamo di assisterli ad intraprendere, la dico così, sostanzialmente non stiamo facendo nulla. Allo stesso modo, ne parlo spesso con il mio prorettore e con alcuni colleghi all'università, allo stesso modo dobbiamo, secondo me, alimentare e sostenere i laboratori di impresa universitari, perché va bene, sì, ci sono gli incubatori, ce ne sono alcuni, sostanzialmente le università più o meno di eccellenza private, tendenzialmente. Io insegno anche a Padova, all'Università di Padova, e penso che l'università pubblica dovrebbe fare di più e meglio. Lì possiamo e si deve, secondo me, tentare di collaborare e di organizzare questi laboratori di imprese insieme ai venture capital, che normalmente investono, insieme alle aziende, ovviamente insieme ai territori, ma insomma anche attraverso questo tipo di attività io credo che si possa sostenere l'intrapresa. Quindi ho finito, sono stato sicuramente nel tempo e vi ringrazio di questa possibilità e mi auguro veramente che momenti come questi possano servire per cercare di infilare nelle cose che stiamo facendo alcune novità e alcune riforme, anche alcune soluzioni che possono aiutarci a crescere, soprattutto a far crescere le nostre ragazze e i nostri ragazzi, che sono quello di più importante abbiamo. Ieri sera, prima di scendere, ho fatto una sessione di lavoro con una startup, vi racconto questa storia in un secondo, con una startup, fra le tante che seguo,
3 ingegneri genovesi che stanno facendo una startup su un software meraviglioso sugli investimenti in cripto. Mi occupo di blockchain, di cripto, di quella roba lì, anche d'altro, ma insomma di quello, e mi hanno raccontato una sessione di lavoro di 3 ore dove gli ho cercato di mettere in difficoltà, ho cercato di capire. Alla fine il founder mi dice: ti piace il progetto? Dico: no, mi piacete voi. mi piace la vostra capacità di aver affrontato un tema, di aver risolto un problema, di essere stati capaci di fare un prodotto e adesso di andare sul mercato. Mi piacete per il tipo di atteggiamento che avete, il progetto cambierà, ma voi siete gagliardi. Quindi questo è un po' quello che dobbiamo cercare di fare con loro. E la scuola dovrebbe cercare di aiutarli. Grazie mille, professor Cecci, anche per aver sottolineato quel termine, impresa, che non è soltanto l'impresa nel senso di azienda, ma è anche intrapresa, no? Quindi sfida, impegno, obiettivo che deve essere assolutamente intercettato. Allora, professoressa Fermani, docente di psicologia sociale, viviamo l'epoca delle crisi, le tante crisi che negli ultimi anni purtroppo si sono inanellate, economica, pandemica, ora anche purtroppo bellica. Accanto a questo termine crisi sentiamo sempre parlare anche di transizione ecologica, transizione energetica, transizione, rivoluzione digitale. Il suo osservatorio che cosa suggerisce, che cosa propone in punto efficientamento della formazione per quanto concerne quelle competenze attitudinali, morali, psicologiche di cui parlavamo all'inizio, le soft skills? Grazie. Ringrazio innanzitutto per questo invito e cercherò di essere estremamente sintetica, anche perché gli illustri relatori che siedono a questo tavolo hanno ampiamente trattato dei temi che anche io avrei voluto, non ampiamente, hanno sintetizzato dei temi che comunque anche io volevo toccare nel mio intervento, che sarà diciamo di matrice meramente psicologica, proprio perché è la disciplina che io insegno. E parto con una domanda economico-psicologica, come la chiamava uno dei miei maestri, che è stato il professor Palmonari di Bologna, e cioè: tu parti sempre, mi diceva, quando studi gli adolescenti, da questa domanda. Il ragazzo si chiede: ma io che cosa ci guadagno a crescere? Ed è una domanda estremamente complessa, perché in un momento di appunto estrema crisi, ma anche di grandi opportunità, perché non ci dimentichiamo che la tecnologia, insomma, tutti i giorni cambia, ci propone nuove soluzioni, ci troviamo invece a dover affrontare, noi psicologi, dei momenti di grande fragilità tra gli adolescenti e tra gli adulti emergenti di cui ci occupiamo, che non sono solo dei momenti legati a espressioni di non identificazione o incapacità di costruire un'identità forte, che non è poi la stessa cosa che dire scegliere un orientamento sessuale, ma sostanzialmente che si trovano pieni di disturbi interni, pieni di esigenze e uno dei problemi che ci troviamo ad affrontare è proprio l'autolesionismo. È un grave problema per la nostra società a cui non siamo neanche troppo pronti. Perché dico questo? Perché sostanzialmente invece l'identità scolastica è fondamentale, perché nel momento in cui l'adolescente o appunto il giovane si trova ad acquisire la propria identità, poi è un forte predittore di quello che sarà poi il benessere in senso più generale, e nello specifico per questo parterre un benessere più di matrice lavorativa. Mi trovo assolutamente d'accordo con i dati che sono stati appena diciamo illustrati, e cioè noi usiamo un modello che è un modello di Marzia e Meus, 2 autori molto importanti nel mio settore, e noi abbiamo circa un 20% dei nostri ragazzi che si attestano su uno stato identitario di blocco. Qual è lo stato identitario di blocco? È quello in cui qualcuno sceglie per noi. In generale proprio le famiglie, e qui non apro tutto il discorso perché la scelta del liceo, no? E quindi questo scollamento sostanziale tra quello che è, diciamo, il talento del ragazzo, che dovrebbe essere, no, in qualche maniera aiutato a crescere, essere tirato fuori anche in senso maieutico dai docenti, e quelli che sono invece i desiderata
familiari, ma in senso più macrosistemico anche sociali, no? Tutto l'aspetto degli stereotipi. In fondo, che cosa ci si aspetta quando si sogna un figlio che faccia il liceo, che vada in una università privata, perché no un soggiorno all'estero, e poi ci capitano dei figli che sono totalmente diversi da quello che noi ci aspettavamo. Ora, la scuola oltre a questo fa conto con degli stati identitari anche di diffusione, cioè ragazzi che poi diventeranno NEET, come diceva il presidente Blangiardo, cioè che non esplorano e non si impegnano. Anche qui c'è un problema culturale fondamentale, nonostante ci sia una forte esigenza che noi rileviamo, che è quella di avere una scuola che prepara al mondo del lavoro. Anche perché il mondo del lavoro spesso viene visto come una, un microsistema a parte rispetto a quello scolastico. Vi faccio un esempio brevissimo. Quando noi distribuiamo dei questionari e chiediamo che lavoro fa tuo padre, i ragazzi non hanno dubbi. Quando noi chiediamo qual è il percorso scolastico che hanno fatto i tuoi genitori, qualcuno alza la mano. Significa che il lavoro non è proprio visto come un canale di successo che arriva dopo un percorso, diciamo, scolastico e formativo. Quindi la scuola, secondo il nostro osservatorio, è una scuola che, non lo diciamo solo noi, ma lo dice tutta una letteratura, è una scuola che si deve assolutamente basare sulla relazione. Scoprire e valorizzare dei talenti significa avere degli insegnanti capaci di autoformarsi, autovalutarsi, avere la possibilità anche di avere degli studenti che si sentono bene in quella classe, perché si sentono empaticamente compresi in qualche maniera. Non possiamo scollare l'aspetto affettivo dall'aspetto cognitivo. E qui vengo all'ultimo punto, che è quello della motivazione, e cioè sostanzialmente noi assistiamo a dei ragazzi che sono più motivati estrinsecamente. Banalizzo con un esempio: il voto, il CFU all'università. Noi abbiamo degli ospiti eccellenti che invitiamo e delle platee vuote, perché se non c'è il CFU gli studenti non vengono, non si muovono. Dopo il Covid c'è un problema anche di frequenza. Le aule universitarie spesso sono vuote e sono ancora più vuote nel momento in cui c'è il famoso parziale, per cui nessuno più si presenta. Devo studiare per il parziale. Ecco. Secondo me la soluzione è andare alla motivazione invece intrinseca, che è proprio, no, in fondo il bisogno di sentirsi competenti, ma questo passa assolutamente attraverso un'autovalutazione. Chiudo, perché cerco di stare nei tempi, dicendo che tante volte bastano delle piccole accortezze. Nel mio percorso ormai, ahimè, quasi trentennale di insegnamento all'università, nei miei vari ruoli, ho imparato a ringraziare i miei studenti, che è un po' quello che diceva il collega che mi ha preceduto. Sono piccole cose, sono incoraggianti però, perché la nostra scuola non deve essere la scuola che in qualche maniera fa scuola nei corridoi appena trova il BES, il DSA, il disabile o il borderline, che in qualche maniera, no, viene equiparato a un fastidio. E il sogno è quello che appunto questa scuola immaginata diventi sempre più una scuola reale e concreta. Noi gli strumenti li abbiamo e sono sicura che in qualche maniera ci riusciremo, perché come diceva Steve Jobs, e ho veramente finito, diceva appunto: io ho messo più computer nelle scuole di quanto diciamo lo avesse fatto qualsiasi altra persona. Però fondamentalmente mi sono accorto che noi abbiamo bisogno di docenti e di persone che insegnino a porsi delle domande, e questo lo può fare solo una persona. Grazie.
Grazie davvero professoressa per questi ulteriori spunti che ci ha dato, grazie a tutti i relatori di questa prima sessione e a tutti naturalmente buon proseguimento di lavoro perché si continua. Grazie. Radio Libertà, allora siamo arrivati alla pausa tra la prima e seconda sessione di questo convegno intitolato Istruzione e formazione, leve strategiche per il mercato del lavoro. È organizzato da Feder Terziario, moderatrice la nostra Sara Garino. Avete sentito in questa prima sessione anche la nostra Elena Centemero, il segretario di Union Camere Giuseppe Tripoli, Giancarlo Blangiardo, docente di statistica, già presidente Istat. Abbiamo Elena Centemero come rappresentante del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, Massimo Temussi, presidente ANPAL Servizi, Francesco Verbero, presidente Formatemp, Egidio Sangue, vicepresidente Fonditalia, Stefano Armando Cenci, che è docente di impresa, l'avete sentito, e a sua volta sono esponenti di una stirpe di imprenditori, e come ultima la docente di psicologia sociale Alessandra Fermani. Cosa vi attende nella seconda sessione, che in orario era alle 11:15, abbiamo già capito che ci sono 35-40 minuti di slittamento, niente di che, è abbastanza normale. Giuseppe De Filippi sarà il moderatore, e il ruolo la prima sessione era dedicata a questo tema specifico. Scenario atteso nei prossimi anni in relazione al trend demografico e importanza della formazione per creare una forza lavoro adeguata. La seconda sessione è il ruolo della formazione nel mercato del lavoro che cambia, il contributo delle parti sociali. Tra i relatori saranno Nicola Patrizzi, che è presidente di Feder Terziario, Marco Granelli, presidente di Confartigianato, Massimo Stronati, presidente di Confcooperative Lavoro e Servizi, Maurizio Casasco, che è presidente della Confederazione Europea delle Piccole e Medie Imprese, e Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, e Dario Montanaro, presidente ANCI. Questa è la seconda sessione, ne approfitto, siamo sempre in libertà, siamo a Radio Libertà in simultanea quando sono scoccate le 11:43. Allora vi anticipo anche quali saranno gli altri interventi. Terza sessione, moderato da Sara Garino e Giuseppe De Filippi insieme, come la politica risponde alle nuove sfide del mercato del lavoro, dall'istruzione all'educazione all'impresa. In scaletta l'intervento del ministro della Pubblica Istruzione Giuseppe Valditara, poi il presidente della 10ª Commissione Attività Produttive Alberto Gusmeroli, Giulio Centemero, che è della Commissione Finanze, Marcella Gargano, direttrice generale delle istituzioni della formazione superiore, il MUR, e Mauro Nori, che è capo di gabinetto.
poi abbiamo del Ministero del Lavoro. Poi abbiamo, ci sarà una pausa più lunga e quindi la ripresa alle 14:30, anche se noi non manderemo più, diciamo, questo è l'ultima parte. Se vi interessa, credo che magari sia possibile seguirla su YouTube o su Facebook. Se vi interessa, c'è l'anniversario di Federterziario Scuola, moderatrice sempre Sara Garino, la sicurezza inizia a scuola, gli strumenti della contrattazione collettiva e il ruolo del docente come veicolo culturale della sicurezza sul luogo del lavoro. Luca Peretti, che è presidente Comitato Gestione Forma Sicuro Scuola, Ornella Cuzzupi, segretario generale UGL Scuola, e Nino Reina, consigliere confederale Federterziario, presidente Federterziario Sicilia. Infine le conclusioni, la sintesi affidata a Vito Andrea Vinci, che è il presidente di Federterziario Scuola. Poi quest'ultima parte non verrà trasmessa dalla nostra radio, si concluderanno i lavori, scusate, la messa in diretta con Mauro Nori, penso ormai dopo le 14, credo 14:15, e poi lo spazio che resta fino alle 15, attenzione che c'è sempre il grande Sammy Varin, lo scoppiettante pirotecnico Sammy. Radio Libertà, quindi questo è quello che vi stiamo trasmettendo. Adesso credo si possa andare, anzi, sai cosa facciamo? Faccio il mio lavoro. Si posso togliere vi do una panoramica di vediamo un po' degli aggiornamenti ANSA, perché sono spaventosi, no? Ormai ci ho riflettuto, non so se sia un bene o sia un male, perché sono arrivate immagini via WhatsApp, penso che siano arrivati anche a voi, perché vengono trasmesse. WhatsApp ormai è una rete alternativa anche ai social, anche se a sua volta è un social per certi aspetti. Ho visto delle immagini di smottamenti, una strada ingoiata in montagna, quindi molta impressione, sì, immagini che suscitano profonda impressione. Nuovi allagamenti nella notte nella Ravennate, 1 metro d'acqua nel centro storico di Lugo, alluvione in Emilia Romagna. Code sulla 1 a Sasso Marconi, riaperte 2 corsie verso Firenze, città allagate, i soccorsi sui social, è alta la polemica, fermate il live di Springsteen, serve rispetto e c'è chi chiama in causa Piantedosi. Treno merci con grano deraglia in Crimea, è stato un attentato. Meloni a Hiroshima per il G7 bilaterale con Kishida. Renzi, se per Calenda io sono un mostro, amici come prima. Vabbè, questa Harry e Meghan, scusate, ma proprio non credo sia una roba seria parlarne, tanto più poi in situazioni così drammatiche. Emilia Romagna, qui c'è il Corriere che vuole faccia un'offerta. No, che vuole che noi facciamo un'offerta. Emilia Romagna, 9 morti e 13.000 evacuati, come un terremoto allagato il centro di Lugo. I climatologi è un ciclone intrappolato sugli Appennini, diventerà la norma. Frana Sasso Marconi, 15 km di coda sulla 1 in direzione sud, disagi anche verso nord, disboscamento, terreni secchi, l'urbanizzazione. Gli esperti, la pioggia record è stato uno shock. Lo sapete, era stato cos'era, in autunno credo, no, fine agosto c'erano state delle poco prima dell'inizio dell'autunno c'era stato un disastro, un evento naturale di disastro, e credo di ricordare bene, non vorrei che la memoria mi facesse fallo, Enrico Letta parlare, lui o comunque esponenti del PD, da veri sciacalli, evocare i negazionisti climatici. Chi? La Lega è Fratelli d'Italia, poi fondamentalmente. Adesso, siccome questa è casa loro, sono 80 anni che amministrano l'Emilia Romagna,
e la bomba d'acqua. È brutto parlare così, però quando ti trovi di fronte a speculazioni da sciacalli, da avvoltoi, come puntualmente si ascolta, si prende il vizio magari di imitare il peggio di queste persone, quindi è come se non avessi detto nulla. Sono su Repubblica, però ricordiamoci che nessuno di queste fonti di informazione, non ce n'è una che tiri in causa l'amministrazione dell'Emilia Romagna, che da 75 anni governa questa regione, la sinistra la governa da 75 anni in modo assolutamente continuo, indisturbato e totale, egemonico. C'è stata Elise Lane nell'amministrazione dell'Emilia Romagna, non c'è nessun giornale che dica dove erano gli amministratori di sinistra dell'Emilia Romagna, cosa hanno fatto in tutti questi anni, com'è possibile che accadano disastri di questo tipo incredibili? No, cosa dicono i giornali, le fonti di informazione? È la bomba d'acqua, e bomba d'acqua sia. Intanto spero che i soldi pubblici che vengono impiegati per adeguarsi alle misure green non impediscano di dare gli aiuti necessari a queste persone, perché sono sicuramente la cosa più importante, persone che hanno perso la casa, che sono veramente nei disastri. Speriamo che appunto ci siano nelle casse dello Stato soldi veri per aiutarle, a dispetto di certi fanatismi. Non era il caso, mi è scappato un po' di fare il moralista, però certe situazioni si prestano anche a questo tipo di polemiche, perché ci tirano per i capelli. Sto sforando, allora mi fermo, poi riprenderemo con il convegno istruzione, formazione e leve strategiche per il mercato del lavoro. Radio Libertà sempre, mi raccomando. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Radio Libertà, istruzione e formazione, leve strategiche per il mercato del lavoro, il convegno che stiamo seguendo in diretta con e per voi. Sara Garino è la moderatrice, è iniziata la seconda sessione e quindi si parla di formazione nel mercato del lavoro. Ecco a voi il primo intervenuto, il primo relatore di questa seconda sessione. Buon proseguimento. Io ho iniziato a fare l'imprenditore 40 anni fa, quindi avevo 20 anni. Quindi oggi ci sono tanti di quegli strumenti, gli incubatori che a me appassionano tantissimo. Prima sentivo il professore che mi piace. Ho anche seguito degli incubatori e delle start-up e ne ho costituiti 3. Però devo dire che oggi non è facile per chi vuole fare l'attività. Andando sulla questione della formazione dell'impresa, devo dire che parto da qui. Io firmo 10 contratti di lavoro, quindi come federazione, perché abbiamo 230.000 occupati, 5.000 imprese in tanti settori della produzione, lavoro e servizi, e dico che è vero che i salari sono bassi, ma la ricetta del salario minimo non è quella che risolve il problema. Allora dobbiamo fare diverse cose tutti insieme, perché non è che possiamo fare, uno fa una cosa, uno ne fa un'altra, quindi la concertazione e il confronto con le parti politiche è molto importante. Abbiamo tanta roba, abbiamo per agire su il lavoro, e io parlo sempre di lavoro buono perché serve un nuovo umanesimo del lavoro. Serve il lavoro buono, servono le imprese migliori,
però mancano i lavoratori, è stato detto prima, lo dirò anche più avanti. Vedete, noi nella contrattazione collettiva, firmando 10 contratti di lavoro, incrocio tanti enti bilaterali, fondi per la formazione, fondi sanitari, sono, diciamo, dei soggetti privatistici, animati da una parte dai datoriali e da una parte dai sindacati, sono paritetici. A volte si fa anche fatica, no, a portare avanti delle cose insieme, anche se c'è questa grande volontà, perché serve per i lavoratori, per la formazione, per la loro evoluzione, eppure forse serve una regolamentazione un po' più diffusa, un po' più permeante per farli funzionare un po' meglio, anche se hanno una grande funzione. Allora io penso che la formazione è importante. La cooperativa che presiedo, ma anche le cooperative della federazione fanno tanta formazione, perché non troviamo i lavoratori, come dicevo prima. In alcuni settori abbiamo la fortuna del cambio di appalto, ma dove non c'è il cambio di appalto non si trovano. Prima veniva detto dal professor Verbaro di Formatemp del lavoro che fanno le agenzie di somministrazione. Le agenzie di somministrazione fanno un grande lavoro, ma le imprese anche, che all'interno, facendo formazione, creano da sole quella sostituzione di figure che mancano. Ci vuole di più, però siamo costretti anche a far questo. Allora io penso che la formazione è importantissima, bisogna sostenerla, anche parlando qualche giorno fa con l'interlocuzione politica sul decreto del lavoro. Il decreto del lavoro va bene, è stato fatto il cuneo fiscale pro lavoratori, sicuramente serve il cuneo fiscale per le imprese e magari ancorarlo anche alla formazione, alle assunzioni e alla formazione. Certo che se noi pensiamo a nuove assunzioni, poi come dicevo prima il mercato del lavoro o ce lo portiamo via tra aziende o oggettivamente succede che non si riesce ad avere quei lavoratori che servono in quel momento, anche perché purtroppo, senza fare tanta polemica, si è giocato a ribasso. Si è giocato a ribasso come? Perché magari sono stati incentivati, in alcune situazioni particolari, in alcuni territori, la questione del reddito di cittadinanza. Con il reddito di cittadinanza molti non sono andati a fare dei lavori part-time, perché tanto il reddito di cittadinanza dava qualche soldo in più rispetto ad andare a fare il lavoro part-time. È un pensare in piccolo. Allora faccio un riferimento, poi dopo termino perché do spazio anche agli altri, giustamente c'ho anche poco tempo rispetto alla mattinata, ci sono anche impegni istituzionali dovuti purtroppo alla calamità. Io vengo dalle Marche, c'è un tavolo da qualche giorno sull'alluvione. Devo dire che una cosa molto importante è che il codice degli appalti appena approvato prevede, no, che le tariffe vanno in qualche maniera riviste in virtù dei contratti di lavoro, in virtù della revisione prezzi, eccetera. Però da un'altra parte si è allargato molto al sottosoglia. Questo allargare al sottosoglia vuol dire pensare in piccolo, economia ristretta. Ecco che ci ritroviamo, come dicevo prima, a pensare in piccolo, non incentivare il lavoro, non incentivare l'autoimpresa. Quindi ci sono dei detrattori da un certo punto di vista che sembra che aiutano, ma poi non è così. Perché è vero che il sottosoglia liberalizza, sburocratizza, ma molte stazioni appaltanti non sono state abilitate come dovevano essere, qualcuna non c'ha più quel ruolo lì e allora ecco che non c'è nemmeno una grande vigilanza sul lavoro, avremo lavoratori che prendono poco, lavoratori che contano poco, lavoratori che danno un'economia piccola. Non abbiamo bisogno di un'economia piccola e per far crescere le imprese, per far crescere i lavoratori c'è bisogno di mercato, c'è bisogno di visione, c'è bisogno di sviluppo e ecco che allora potremmo poi pensare a questo nuovo umanesimo del lavoro, il lavoro buono, le imprese buone, persone formate, persone che attraverso la formazione fanno un percorso all'interno della propria azienda. Perché guardate che è molto gratificante
perché qualcuno magari non è riuscito nel suo percorso di studi a terminare l'università e allora magari lo fa, non è che si laurea all'interno dell'azienda, però all'interno dell'azienda va avanti e quello andare avanti stimola magari anche a riprendere l'università. Quindi crediamoci, perché c'è tanto terreno arato ma da coltivare e coltivarlo meglio. Grazie. Che bello questa espressione che ci ha fornito del pensare in grande. Abbiamo parlato prima di cultura del lavoro, è davvero eccezionale poter accostare anche il termine di umanesimo, no? Perché alla fin fine è un concetto che racchiude poi chi siamo, da dove veniamo e che cosa vogliamo fare. Grazie davvero per il contributo. Io ne approfitto brevemente per ringraziare ancora una volta i media partner che ci stanno seguendo, quindi TG5, Fortune Italia e Radio Libertà, per il supporto e la condivisione naturalmente. Allora, procediamo con il presidente di Federterziario, il dottor Nicola Patrizi, per una prima sintesi, un primo bilancio di tutta l'effervescente mole di riflessioni che stanno emergendo da questo incontro, ma anche per puntualizzare quelle che sono le sfide in punto formazione alla luce dell'ingente mole di risorse che ci troveremo a gestire, sia per quanto concerne il PNRR, sia per quanto attiene al piano di coesione 2021-2027. Prego, dottor Patrizi. Sì, grazie Sara, grazie a tutti per essere venuti, ai relatori che hanno fatto parte del primo panel e ai colleghi delle associazioni che hanno accettato di partecipare a questa giornata che ce la siamo immaginata un po' per cominciare a vitalizzare un percorso di condivisione di una strategia che deve essere sempre più rafforzata intorno al tema dell'importanza di una filiera, che è una filiera strategica. L'istruzione e la formazione del lavoro non possono più essere considerate come delle politiche verticali, ma vanno viste come un sistema di vasi comunicanti, altrimenti ciò che è stato illustrato nella prima parte dal professor Blangiardo e dal dottor Tripoli rimarranno delle criticità che andranno ad aumentare nel tempo, non riusciremo più a star dietro alle esigenze delle imprese. Ci sono due aspetti, c'è un aspetto sociologico che riguarda il lavoro e c'è un aspetto che riguarda le statistiche e i numeri. Il Covid ha fatto impennare delle curve, sono stati mostrati dei grafici a un certo punto e si è visto che dopo il Covid è aumentata praticamente la distanza rispetto al lavoro. Sono aumentate delle dinamiche che soprattutto influiscono su un riequilibrio nella percezione della persona tra lavoro e vita privata, e questo soprattutto ad esempio negli Stati Uniti c'è stato il tema delle grandi dimissioni, un po' i dati dicono che c'è stato anche in Italia, anche se in maniera un po' più tenue, proprio perché c'è una ricerca di un riequilibrio tra la qualità della vita e la qualità del lavoro, e questo incide sui giovani, sulle nuove generazioni e rischia però di incidere negativamente se non riusciamo ad assistere queste transizioni che stanno portando le aziende a cambiare la visione degli investimenti del mercato del lavoro. Quindi si va verso le tecnologie, si va verso il green, questo porterà, da quello che dicono i numeri, a dei cambiamenti che noi dobbiamo riuscire a seguire. E l'evento di oggi, per fare sintesi, noi volevamo ripartire proprio dalla scuola, nel senso che il tema è non riusciremo ad avere bravi lavoratori se non ripartiamo dai ragazzi, perché altrimenti non arriveremo ad averli né come numeri né come qualità. Questa è la sintesi, no? Cioè ci mancano i numeri e ci manca la qualità. Quindi il percorso che mi pare di capire dall'intervento della dirigente del Ministero dell'Istruzione, che poi il Ministro espliciterà, sta andando verso un accenno molto più forte al ruolo dell'orientamento, perché l'orientamento e l'adattabilità sono le sfide del futuro. Le aziende diventano adattive perché stanno dietro ai cambiamenti tecnologici. Andremo incontro nei prossimi anni al rilascio degli investimenti tecnologici sull'intelligenza artificiale. Se ne è parlato per 10 anni, per 10 anni abbiamo detto che sarebbe arrivato questo momento è praticamente arrivato. I numeri ci dicono che in 2 o 3 anni ci sarà la rivoluzione e noi non siamo pronti perché banalmente noi a scuola non insegniamo l'informatica, cioè non so se ci rendiamo conto, i nostri figli utilizzano strumenti da 1.500 euro in autoapprendimento, ma noi nella scuola non insegniamo l'informatica, viene appresa in maniera
automatica, poi può diventare un percorso di studi per chi decide di fare il programmatore e il ricercatore. O l'informatico. Quindi dobbiamo cambiare sostanzialmente in maniera molto rapida l'approccio ai programmi formativi. Bene quindi il tema dell'accento sulla formazione dei docenti, perché se non partiamo dalla formazione dei docenti non possiamo reggere questa sfida, perché chi insegna a scuola? I docenti. Ma se noi abbiamo una scuola che per decenni ha visto un dato assurdo, che i docenti non venivano formati, vengono messi a lavorare perché fanno supplenze, poi arrivano nella scuola e si autoformano sostanzialmente, quindi l'impatto positivo non si vede. Nella filiera e nei passaggi strategici tra le scuole primarie, secondarie, le superiori e l'università ci vuole l'orientamento, perché se noi non orientiamo gli studenti e le famiglie alle scelte consapevoli non avremo lavoratori consapevoli, e questo è l'altro dibattito che vogliamo aprire. Dal lato delle imprese che non trovano le professionalità dobbiamo dare due tipi di risposte, una emergenziale. La prossima estate riesploderà sicuramente il tema delle figure professionali che non si trovano nel settore del turismo, che sta letteralmente esplodendo. I numeri danno l'Italia ai vertici dell'attrattività per quanto riguarda il turismo, i prezzi degli alberghi sono saliti, a Roma non si dorme a meno di 350 euro, significa che c'è molta affluenza e non avremo i lavoratori come già sapevamo l'anno scorso. Quindi noi dobbiamo essere in grado di dare delle risposte in emergenza. In questo le associazioni, a mio avviso, devono fare squadra, devono mettere a disposizione gli strumenti che hanno, a partire dai fondi interprofessionali, agli enti bilaterali, tutto ciò che può essere fatto per cercare di, insieme al mondo delle agenzie, di ricollocare e riqualificare velocemente lavoratori che servono nell'immediato, ma bisogna pensare al futuro con una pianificazione a 10 anni, perché non la si risolve una riforma della scuola in 2 anni, in un anno. L'anno prossimo non cambierà nulla, ma noi dobbiamo essere in grado di avere una vision che tra 10 anni ci andrà a disegnare una società che è capace di seguire quegli adattamenti che in questo momento stanno avvenendo e che avverranno in maniera sempre più forte nei prossimi anni. Questa è un po' la suggestione e la sintesi di ciò che è emerso. Per essere operativi, Francesco Verblo ha detto abbiamo un sacco di soldi, noi lo diciamo da 3 anni, 4 anni, che sono troppi soldi per il sistema pubblico. 360 miliardi da spendere in 6-7 anni, con una media di 60 miliardi l'anno, il nostro sistema ne ha assorbito negli anni precedenti 3,5, spesi tra l'altro male, perché siamo abituati ad una rendicontazione finanziaria, siamo abituati a leggere dei report in cui ci dicono molto spesso che la regione X o il ministero Y hanno raggiunto tutti i target di spesa, ma si parla di spesa, ma cosa ha fatto con quei soldi nessuno lo dice. Sfido chiunque ad andare sui siti delle amministrazioni pubbliche che gestiscono i fondi strutturali e non c'è una traccia di un obiettivo che qualitativo, quindi di una cosa che è stata raggiunta. Forse solo nelle scuole si vedono le targhe del finanziamento del PON quando si passa nei paesini, perché quella è un'infrastruttura fisica e per obbligo comunitario bisogna pubblicizzare che quell'infrastruttura è stata realizzata con i soldi dei fondi strutturali. Per il resto non c'è nulla, perché non siamo abituati a lavorare per obiettivo. Quindi noi dobbiamo fare sostanzialmente un'azione di restyling delle modalità gestionali dei fondi strutturali a partire dalla dirigenza pubblica in collaborazione con il privato, perché è necessario che i fondi strutturali che non spenderemo entro dicembre, si parla di 20 miliardi che non spendiamo, che è circa il 40% dei soldi che avevamo, abbiamo l'ambizione di spenderne 200 col PNRR, ne abbiamo altri 120 della programmazione 21-27. Sono tantissimi soldi che noi non riusciremo a spendere, questa è una certezza, come sono certi i dati che ha dato il professor Blangiardo. Dobbiamo cercare di spendere il più possibile e bene, e qui dobbiamo attuare una strategia che deve vedere una collaborazione pubblica e privata, perché non è possibile che deve essere solo il pubblico a sostenere l'onere di mettere in piedi una capacità di spesa che non ha. Se non surroghiamo l'azione pubblica con il privato, noi questi soldi non li spenderemo, tra l'altro li spenderemo male. Questa è la sfida, in questo le associazioni chiamate al tavolo del governo, il ministro Fitto ha fatto già diversi incontri al quale abbiamo partecipato e ha chiesto delle progettualità per rivedere la programmazione, per riarticolare progetti scritti male e senza senso, perché non basati su numeri, perché sono stati fatti dei progetti su carta che non hanno assolutamente nessuna analisi di impatto e non prendono in considerazione né esigenze, né bisogni, né numeri, e quelli vanno assolutamente rivisti. Ma le associazioni devono partecipare in maniera attiva, mettendo a disposizione ciò che di buono hanno in una partnership con il pubblico. Questa può essere l'unica ricetta perché l'Italia possa in qualche modo cambiare rotta, perché
gli ultimi 20 anni insegnano che noi altrimenti non siamo in grado di mettere a terra gli investimenti strategici, perché c'è la scuola, c'è l'università, c'è la ricerca, ci sono la rete idrica da rivedere, ci sono le strade da ricostruire, c'è una rete telematica che non funziona, i cellulari in Italia non prendono, sfido chiunque, imprenditore o no, a lavorare in rete, dove oggi siamo obbligati a lavorare in rete. Noi abbiamo delle reti che non funzionano, perché non riusciamo a posare i cavi, perché non passa la fibra ottica. Sono tutti investimenti che sono previsti nei fondi strutturali e nel PNRR. Quindi dobbiamo assolutamente responsabilizzare chi gestisce questi fondi, pagare bene chi lavora bene, ma non far lavorare chi lavora male, e fare in modo che si possa parlare di una rendicontazione per risultati e non più solo di natura finanziaria. Grazie. Grazie mille dottor Patrizi. Parlavamo prima di rivoluzione, continueremo peraltro a parlare di rivoluzione digitale. Ha fatto benissimo a sottolineare come certo le competenze siano la condizio sine qua non, siano imprescindibili, a latere però c'è anche il tema infrastrutturale, perché senza infrastrutture chiaramente questa rivoluzione non si può attuare. Passerei ora la parola alla dottoressa Silvia Ciuffini, responsabile dell'area bilateralità e formazione di Confartigianato. Intanto salutiamo il Presidente, grazie mille per l'intervento. Abbiamo appurato nel corso del primo panel come questo problema del mismatch non riguardi soltanto quei comparti a più alto impatto e a più alto contenuto tecnologico, rispetto ai quali, ce lo ricordava anche il professor Cecci, l'Italia purtroppo sconta una lacuna, un vulnus storico per quanto riguarda i laureati in discipline STEM, quindi scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, ma come questo problema intercetti a 360 gradi e trasversalmente tutto quello che è il mondo dell'impresa. Più tardi avremo con noi anche il presidente Alberto Gusmeroli della 10ª commissione attività produttive, commercio e turismo della Camera. Ieri lì è stato approvato il documento di sintesi su questa indagine conoscitiva ed è emerso per l'appunto come questo tema del mismatch sia trasversale a tutti gli attori coinvolti, specie quando si va a incidere sui comparti tecnologici e su quelli manifatturieri. Prego dottoressa, grazie. Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, vi porto i saluti del Presidente Marco Granelli e vi ringrazio di questo invito. Allora, quando ho pensato all'intervento di oggi, ho riletto attentamente il titolo di questa sezione e l'ho scomposto in due momenti. Il ruolo della formazione nel mercato del lavoro che cambia, ed è il primo ambito su cui voglio focalizzare il mio intervento, e poi il contributo delle parti sociali. Allora, rispetto al primo ambito, il ruolo della formazione in un mercato del lavoro che cambia, credo che prima di entrare proprio nel merito dell'intervento si merita questo ambito si merita una risposta chiara, netta. La formazione è fondamentale. E perché? Tutti gli interventi che mi hanno preceduto hanno messo in evidenza, anche con dati allarmanti, quello che è il problema che stiamo vivendo, il mismatch fra la domanda e l'offerta di lavoro che, permettetemi, si traduce in un mismatch di competenze. Le competenze possedute da chi si candida ad entrare nel mondo del lavoro o è nel mondo del lavoro e le competenze richieste dalle imprese. E non è solo il mismatch, è anche che noi ci troviamo di fronte ad un paradosso. Abbiamo giovani che non trovano lavoro, un basso tasso di occupazione femminile, giovani che non studiano e che non lavorano, giovani che abbandonano precocemente gli studi. Quindi è evidente che il paradosso è che dall'altra ci sono le imprese che invece cercano le professionalità di cui hanno bisogno e non le trovano. E le motivazioni ci sono state fornite nella prima parte di questa giornata. Per il nostro comparto, le imprese che sono imprese artigiane, imprese di piccole e medie dimensioni, è un grido d'allarme. Se analizziamo, e come fa il nostro ufficio studi regolarmente, quelli che sono
gli elementi che escono dall'indagine Excelsior di Unioncamere e di ANPAL, per noi diciamo, la mancanza di competenze si traduce in una mancanza di 260.000 lavoratori. E riguardano le competenze che mancano, riguardano le professionalità che le nostre aziende ci richiedono, profili operai, profili tecnici, profili specializzati in tutti i campi che possono andare dalle competenze STEM alle tecnologiche, eccetera. Allora, quello che ci si deve domandare è come facciamo a recuperare questo gap di competenze, quali sono gli strumenti. Per il comparto che rappresentiamo, lo strumento principale, poi toccherò anche altri strumenti che meritano di essere, come dire, affrontati, è l'apprendistato. Per noi l'apprendistato, sia esso quello di primo livello, duale o l'apprendistato professionalizzante, è il canale di ingresso privilegiato nelle nostre imprese. Per due ordini di motivi. Il primo perché è un contratto di lavoro che quindi assicura tutele salariali, retributive, ma anche tutele di welfare integrativo, come ad esempio nel nostro mondo la sanità integrativa e tutte le altre previdenze che vengono dalla bilateralità. E consente di coniugare due aspetti che sono quello appunto del lavoro e della formazione. Per il comparto artigiano chiaramente l'apprendistato ha avuto negli anni anche un'altra valenza che per noi è molto importante, è stata la palestra nella quale si sono formati generazioni di imprenditori. In un percorso virtuoso l'apprendista con le competenze che ha acquisito durante il proprio percorso di apprendistato e poi lavorativo e poi le ha messe a valore e ha creato a sua volta imprese, e questo ha generato appunto in un circolo virtuoso altra occupazione, altre possibilità di inserimento di giovani nel mercato del lavoro. Un altro elemento su cui noi da anni diciamo puntiamo l'attenzione e che finalmente ha trovato un riscontro nelle nuove linee guida che sono state emanate lo scorso anno, al termine dello scorso anno, è l'orientamento. E la mancanza di un sistema strutturale di orientamento ha prodotto i risultati che ci sono stati descritti. E per due ordini di motivi. L'orientamento serve innanzitutto per, come dire, fare una scelta buona per le famiglie e per i ragazzi, perché un ragazzo e una famiglia non orientata può essere portata a fare una scelta che magari durante il percorso si traduce in un percorso di fuoriuscita prematura, oppure di dover, come dire, riconvertire il percorso inizialmente trovato. Ma dall'altra spesso una mancanza di orientamento non mette nella condizione le famiglie e i ragazzi di scegliere fra le varie opportunità che vengono offerte. A volte opportunità che non sono conosciute, gli ITS Academy non sono conosciute dal mondo della scuola e non sono conosciute qualche volta neanche dal mondo del lavoro. Però tanto lavoro si sta facendo e la riforma appena varata sicuramente potrà produrre ulteriori risultati, ma ci sono anche dei percorsi che ad oggi non godono di un buon livello reputazionale e quindi da questo punto di vista non vengono scelti, anche se sono dei percorsi che formano i giovani per quelle che sono poi le professionalità che servono al mercato del lavoro. Parlo degli istituti professionali, parlo della formazione professionale. Allora, delle linee guida sono state emanate, noi abbiamo visto degli elementi positivi in queste linee guida, sicuramente l'elemento positivo di avere strutturato delle ore di orientamento durante, diciamo, i diversi anni dei percorsi scolastici, con un rafforzamento soprattutto nell'ultimo triennio, è
del docente tutor e del docente orientatore nelle scuole, con questa visione, no, di dover, come dire, tenere insieme questi due mondi, da una parte il mondo della scuola e dall'altro un'apertura al territorio, all'impresa, al mercato del lavoro, sicuramente potrà andare incontro appunto alle esigenze di ampliare le possibilità che vengono offerte. Ovviamente per ampliare le possibilità che vengono offerte noi dobbiamo anche avere dei percorsi formativi, di istruzione e di formazione di qualità. E sicuramente abbiamo bisogno di qualificare i docenti tecnici, abbiamo bisogno di laboratori nei quali poter consentire ai ragazzi che hanno fatto una scelta di un certo tipo, che può essere una scelta di un tecnico, di un professionale, di una formazione professionale, di mettere in pratica quelle che sono le competenze acquisite. Abbiamo bisogno di tutti gli strumenti dell'alternanza, e qui ci metto l'alternanza scuola-lavoro, ci metto l'apprendistato e tutto ciò che può aiutare a rimettere insieme due mondi che si sono parlati molto poco, e che se negli ultimi anni qualcosa è stato fatto, molto deve essere ancora recuperato. E per quanto riguarda la seconda parte dell'intervento, il contributo che possono dare le parti sociali, anche qui la risposta è secca, è un contributo importantissimo. Chi ha la rappresentanza delle imprese, chi conosce quello che è il fabbisogno delle imprese, il fabbisogno di adesso, ma in un certo senso anche il fabbisogno che viene, no, nell'essere in un contesto che è quello del mercato, che è in continuo mutamento, può come dire, intercettare, può ricostruire, può fare sintesi di quelle che sono le esigenze, le competenze che serviranno, e quindi da un certo punto di vista può essere l'interlocutore per le istituzioni che a loro volta debbono fare determinate scelte per risolvere alcune criticità che ci siamo detti in questa mattinata. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Istituzioni scolastiche e formative e il mondo delle imprese, le associazioni e le imprese. E ovviamente tutto questo fa, come dire, fa ben partire, nel senso che poi le docenze che vengono svolte all'interno di questi percorsi provengono spesso dal mondo del lavoro. Ci sono moltissime ore di stage e di tirocini, spesso con percorsi anche di apprendistato, e il risultato finale è che i giovani che escono trovano molto velocemente il lavoro, se non addirittura hanno già il lavoro, perché escono con un contratto di apprendistato e quindi proseguono nell'azienda con cui hanno fatto il percorso. Ma soprattutto fanno un lavoro coerente. I dati ci dicono che fanno un lavoro coerente con il percorso di studi che hanno seguito, e anche questo non è scontato nel nostro paese. E poi un altro aspetto sul quale le parti sociali hanno un ruolo fondamentale, sono stati citati anche questa mattina, è l'ambito della formazione continua. Io fino adesso ho parlato di formazione iniziale, di inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, però è sotto gli occhi di tutti che anche chi è nel mercato del lavoro ha bisogno costantemente dell'aggiornamento, della manutenzione delle competenze, oggi con una velocità particolarmente accelerata. Allora la formazione continua nel nostro paese è gestita ed erogata dai fondi interprofessionali, che sono anche qui dei fondi costituiti tra le parti sociali maggiormente rappresentative maggiormente rappresentative. Per quanto ci riguarda, il nostro fondo di riferimento è Fondo Artigianato,
E lì noi riusciamo, appunto perché come dire, conosciamo quelli che sono i fabbisogni formativi, li cerchiamo di interpretare, li raggruppiamo, riusciamo a fare una programmazione formativa che è appunto in linea con quelle che sono le esigenze di competitività e di mantenimento delle competenze richieste dalle imprese. Ma almeno nel nostro caso il fondo ha avuto anche un ruolo molto importante di avvicinare le imprese alla formazione, alla cultura della formazione, ampliare le possibilità di accesso alla formazione, e quindi ha avuto un valore non soltanto da un certo punto di vista di di dare un servizio, ma anche di creare un substrato fertile per il proseguimento dell'attività. E penso di aver toccato un po' tutti e due gli ambiti che mi ero prevista, e quello che ci si augura è che di fronte a tanti elementi positivi che sono stati messi in campo, noi abbiamo una serie di riforme, non le sto a ripetere, ma ci sono tutta una serie di riforme o di interventi, di misure, sia arrivato proprio il momento di ognuno per la sua parte mettere insieme il pubblico e il privato, ognuno con le proprie competenze e con le proprie peculiarità, e fare una sinergia che faccia bene al futuro del nostro paese e al futuro ovviamente dei nostri giovani, per invertire quelle tendenze che purtroppo ci sono state date nella prima parte della mattinata. Grazie. Grazie mille dottoressa per aver sottolineato questi temi, la centralità dell'apprendistato. Parlava degli ITS Academy, senz'altro ne parleremo anche più tardi con il ministro Valditara. Vorrei davvero sottolineare questo punto, perché per l'Italia realmente è un'eccellenza. Gli italiani sono per storia, per tradizione, un popolo di creatori e di creativi, quindi l'importanza e anche la cogenza strategica di questi percorsi di formazione sono assolutamente evidenti e sono da supportare e valorizzare. Grazie davvero dottoressa Ciuffini. Passerei ora la parola all'avvocato Giorgio Spaziani Testa, presidente nazionale di Confedilizia. Presidente, in qualche modo possiamo dire che la proprietà immobiliare sia la prima forma di impresa. Mi corregga se sbaglio il buon Luigi Einaudi, che spessissimo Confedilizia cita, diceva che nella stragrande maggioranza dei casi coloro i quali hanno cura e attenzione per la propria casa sono anche buoni cittadini, e tra l'altro quelli più addentro e più bravi nel potersi poi prospetticamente occupare della cosa pubblica. Abbiamo accennato, abbiamo parlato prima del tema dell'educazione civica, parleremo dopo con l'onorevole Centemero dell'educazione finanziaria. Che cosa ci dice in punto di educazione alla proprietà? Intanto saluto il presidente Alberto Gusmeroli, che è appena arrivato, saluto anche l'onorevole Tullio Patassini e le passo subito la parola, Presidente. Grazie, saluto anch'io il Presidente Gusmeroli, l'onorevole Centemero, e ringrazio molto Federterziario, il Presidente Patrizzi, per l'invito e per l'opportunità di dire qualcosa anch'io su questi temi. In effetti noi siamo l'Associazione della Proprietà Immobiliare, quindi non un'associazione di imprese come le altre, anche se abbiamo anche al nostro interno imprese dell'immobiliare attraverso associazioni aderenti. Però questo taglio è molto interessante, di questo, diciamo, che riguarda l'aspetto dell'educazione alla proprietà, anche se il termine educazione è sempre un po' pericoloso. Ma usiamo il termine formazione, magari così siamo anche in tema con i titoli che hanno sia il convegno generale sia le diverse sessioni. È comunque qualcosa che può essere interessante sviluppare come tema, e dovrebbe essere anche sviluppato probabilmente da qualcuno, sia da qualcuno che opera nell'ambito della politica e sia da qualcuno che opera nell'ambito dell'informazione. Lo dico perché stamattina ho letto nuovamente su un quotidiano che non cito perché sono in casa d'altri e quindi non voglio, diciamo, creare polemiche non in casa mia, ma un quotidiano che per la seconda volta, molto importante, torna sul tema della proprietà per dire in sostanza, anzi
anche formalmente, perché ci sono delle cose, frasi che si possono citare come virgolettato, che il problema degli affitti di cui si sta parlando tanto adesso, no? Le tende, non le tende, affitti brevi, affitti per studenti, è dato dal fatto che ci sono soggetti che pretendono, non è usato questo verbo, ma insomma la sostanza è questa, di utilizzare l'immobile come fonte di reddito e non come immobile da far utilizzare, e questo sarebbe, diciamo, una speculazione, non so quale termine utilizza. Un quotidiano importante collegato ad un ente importante, diciamo, non nazionale, adesso do dei riferimenti. E allora educazione alla proprietà davvero ci vorrebbe, se dobbiamo contrastare e trovarci di fronte anche a soggetti che addirittura non riconoscono il diritto di un proprietario di trarre un reddito dal proprio bene. Qui c'è scritto oggi su un quotidiano italiano che non è il Manifesto, che non le scrive queste cose, il Manifesto non le scrive queste cose. Ci ho detto, io però non voglio sottrarmi al tema che è più propriamente legato in effetti alla formazione, e quindi svicolo e svio rispetto alla domanda, alla sollecitazione della ottima moderatrice, per dire che anche noi come proprietà edilizia, ma anche come mondo collegato alla proprietà edilizia, perché al nostro interno per esempio c'è anche l'associazione che si occupa dei datori di lavoro domestico, quindi le famiglie che danno lavoro, quindi sia noi come Confedilizia direttamente, sia questa associazione firmiamo dei contratti collettivi. Noi firmiamo quello di riferimento della proprietà edilizia, e quindi i dipendenti dei proprietari, dei proprietari in condominio di solito, e quindi dal portiere all'addetto al giardinaggio, a nuove figure contrattuali che stanno nascendo, sia indirettamente un mondo importantissimo adesso, che è quello dell'assistenza alla persona, le cosiddette badanti o i cosiddetti badanti, i collaboratori domestici tradizionali, coloro che fanno assistenza ai minori, quindi diciamo nella terminologia un po' più tradizionale babysitter. È un mondo che si interseca tra l'altro, perché abbiamo coloro che devono dare, diciamo, dipendono dai condomini e quindi devono dare servizi e utilità alla proprietà condominiale, quindi la vigilanza, eccetera, ma abbiamo poi all'interno, regolati diversamente, coloro che devono dare e che danno servizi, utilità alle persone, alle famiglie. Si stanno un po' avvicinando questi mondi e stanno nascendo anche delle figure sulle quali credo che sia necessario poi soffermarsi e riflettere. Purtroppo, dico purtroppo, perché abbiamo ci troviamo in un paese nel quale l'età media avanza molto, la vita, per fortuna, diciamo, per chi la porta avanti bene, si allunga molto, le esigenze crescono molto. Lo dico, non è scollegato al tema della formazione, perché noi direttamente, al di là del contratto per il lavoro all'interno di famiglie, domestico, noi anche come Confedilizia e con i sindacati, perché anche noi firmiamo con i sindacati, quindi le parti sociali nel loro complesso, firmiamo il contratto collettivo e facciamo tutte le altre attività collegate, abbiamo un ente bilaterale, stiamo cercando di venire incontro alle nuove esigenze, quindi al di là della importantissima comunque formazione obbligatoria, per esempio quella classica per la sicurezza sul lavoro, stiamo cercando da tempo di sviluppare altre forme di formazione, perdonate il bisticcio, anche per avvicinarci intanto alle nuove esigenze tecnologiche. Noi la nostra associazione può sembrare quanto di più lontano sia dall'intervento che ho ascoltato con molto interesse sulle start-up e sulle innovazioni. In realtà poi quel mondo lì ci interessa e ci serve, perché le esigenze soprattutto delle persone che hanno più difficoltà a muoversi con l'informatica, ma che hanno necessità quotidiane, dalla spesa ai medicinali, ci stanno portando per esempio a formare
l'uso il termine propriamente, o a cercare di formare anche dipendenti dei condomini, ripeto, spesso intrecciati con i dipendenti delle singole famiglie, che possano dare servizi, ma le singole famiglie devono poterseli permettere dei collaboratori, no? Perché tutto costa e costa anche il lavoro. Mentre nelle realtà condominiali, quindi più ampie, c'è la possibilità di avere costi inferiori, e stiamo quindi cercando di creare insieme ai sindacati delle figure che possano dare assistenza, aiuto, anche usando la tecnologia, e quindi se ne è parlato prima, insegnando a usare quelle, non so se lo dicesse il presidente Patrizzi, quelle cose da 1.500 euro, no? Insegnando a usare, diciamo, i computer o altri strumenti che possano facilitare l'utilizzo dei servizi, e quindi far arrivare beni, servizi medicinali alle persone più in difficoltà, che non possono uscire, ma non hanno nemmeno le capacità per chiedere a distanza alcuni servizi. Quindi è un mondo che è apparentemente diverso e meno dinamico da quello più evidentemente dinamico delle imprese e con le necessità delle imprese, ma è un mondo che deve piano piano, anzi non piano piano, fare fronte a questo. Mi piace citare anche un'altra cosa specifica che fa il nostro comparto, e quindi, ripeto, parti sociali nel loro complesso, Confedilizia e sindacati del mondo CGIL e CISL e UIL, cioè una iniziativa che c'è addirittura dal 2002 e che non mi pare molto diffusa, di erogazione di borse di studio nei confronti dei dipendenti, dei figli dei dipendenti del settore che ci interessa, quindi dei dipendenti da proprietari di fabbricati, borse di studio per un valore dal 2002 erogato di 4,5 milioni di euro. Cioè ogni anno vengono date a una serie di ragazzi che studiano e che quindi vogliono elevarsi e migliorarsi rispetto alla pur dignitosissima attività che svolgono i loro genitori. Diamo la possibilità di studiare e di formarsi a livello universitario e anche di scuole superiori attraverso borse di studio. Ma poi si fanno tante attività che che potrebbero non pensarsi, diciamo, se si pensa alla proprietà edilizia in quanto tale, si pensa in molti casi a un qualcosa di statico, a qualcosa che non è appunto dinamico, ma servono tante cose anche nelle proprietà diffuse. Non mi dilungo per non rubare spazio, visto che abbiamo qualche ritardo, ma cito solo così una fra alcune fra tante, insomma, oltre alla, ripeto, classica e obbligatoria sicurezza sul lavoro, tante altre cose che si stanno sviluppando. Per esempio, una cosa delicatissima ma che viene sempre più richiesta, sulla quale noi andiamo con i piedi di piombo, che è quella del defibrillatore nelle realtà condominiali. Ci andiamo con i piedi di piombo perché qui si tratta di, da un lato, comprensibilmente tutti lo capiscono, dare un'opportunità di salvezza a qualcuno, dall'altro porsi il problema di chi quegli strumenti utilizza, e quindi stiamo piano piano favorendo un utilizzo volontario, consapevole e formato naturalmente di questi strumenti, che però in una realtà che, dicevo, cambia in questo modo come cambia quella italiana, è sempre più necessario, al di là poi del fatto che anche in età non avanzate possono servire queste cose. E poi tante cose, anche la lingua. Abbiamo il fenomeno degli affetti brevi, che in questo periodo è visto come il male assoluto, ma che comunque esiste e che esiste nell'ambito dei condomini. C'è la necessità di parlare con persone di lingue diverse, che entrano non solo più semplicemente negli alberghi, che hanno personale naturalmente addestrato e formato per parlare più lingue, quasi sempre, non sempre, diciamo così, perché bisogna anche dirsi questo. C'è la necessità in alcuni condomini, sempre più condomini, poi vedremo le norme che stanno arrivando dal ministro Santanchè cosa ci diranno, se interverranno per limitare questo fenomeno, ma
non potranno farlo più di tanto, c'è la necessità di parlare con persone che arrivano da ogni parte del mondo, perché il mondo è cambiato, ci sono più strumenti per viaggiare, più possibilità, minori costi e più paesi che si sono aperti al mondo, serve anche quello. Fatto riferimento all'informatica, stiamo provando a far conoscere l'informatica ai dipendenti da proprietari di fabbricati per le esigenze che dicevo, insomma tante cose che devono e possono essere fatte per migliorare. Ma una osservazione finale, riprendendo quello che veniva detto, credo dal Presidente, insomma il riferimento che era stato fatto, adesso non ricordo chi l'abbia fatto, al salario minimo, no? Il primo intervento, credo. Io credo che chiaramente sono interessato, nel senso che siamo anche noi una associazione che esiste, che è presente nel sistema delle parti sociali, e quindi può sembrare normale che difenda il sistema. Ma se guardiamo soprattutto alla legislazione degli ultimi anni, prendo il riferimento del salario minimo, che anch'io vedo come possibile problema, ha fatto meglio il sistema delle parti sociali con i loro contratti collettivi, che possono non essere perfetti, o il legislatore, adesso non diciamo quale legislatore, se no entriamo in beghe politiche, con strumenti che ora si stanno modificando, non so se saranno modificati, diciamo, in modo decisivo, che o si prospettano o non si prospettano, non lo so, sono ipotesi quelle del salario minimo, o sono stati realizzati. Per esempio, cioè, diciamo con le cose col nome e cognomi, il reddito di cittadinanza, le tante associazioni di imprese presenti oggi credo siano tutte concordi nel rilevare che con un bel nome sia stata fatta un'operazione che ha creato problemi al mondo del lavoro, li sta creando ulteriormente, o così come altri strumenti, e chiudo, di assistenza non ben tarati. Intendiamoci, servono tutti gli strumenti di assistenza e di aiuto a chi è in difficoltà, ma se si fanno male queste cose il lavoro va a perderci, l'economia di conseguenza, e quindi io dico, almeno negli ultimi 5-6 anni hanno fatto meglio le parti sociali rispetto al legislatore. Speriamo che non la tendenza si inverta, nel senso che noi facciamo peggio, ma che faccia di meglio il legislatore. Grazie. Grazie mille al Presidente Spaziani Testa per aver fornito questo ulteriore tassello che davvero sottolinea come questo tema della formazione sia assolutamente sistemico e integrato in un unicum che abbraccia tutto, anche la casa. Ottimo il passaggio anche sulla proprietà diffusa. La proprietà immobiliare italiana è una proprietà diffusa, che significa sparsa, diffusa sul territorio, proprio quella parola che ha utilizzato anche poco fa la dottoressa Centemero per sottolineare il match, visto che parliamo anche di mismatch oggi, e quella sinergia necessaria fra mondo dell'istruzione e territorio. Quindi lo ritroviamo anche per quanto attiene alla casa. Abbiamo ancora un intervento per quanto concerne questa sessione, poi si avvicenderà al panel politico. Do la parola al dottor Dario Montanaro, presidente dell'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro. Il tema ovviamente è quella rivoluzione nell'ambito della cultura del lavoro di cui abbiamo parlato nel primo blocco. Prego. Grazie. Penso di non avere pochissimi minuti perché ho visto le varie voci e i vari gesti, però intanto vi ringrazio il dottor Patrizi e il dottor Franco, perché evidentemente è un intervento che è partito con una considerazione di carattere generale e è arrivato e atterra su percorsi reali di concretezza, come poche volte si osserva all'interno di riflessioni collettive come quella di oggi. E quindi, facendo una battuta, mi sembra che abbiamo parlato solamente di occupabilità e di occupazione. In questo paese non c'è un problema di disoccupazione, quindi questo è il dato che potremmo in primo luogo osservare, perché evidentemente tutte le preoccupazioni e tutti gli interventi hanno cercato di affrontare quello che è un modello di occupabilità a cui questo paese normalmente non è abituato alla discussione, cioè non è abituato a cercare sistemi di gestione e di intervento, spesso è abituato a cercare sistemi di intermediazione o assistenza di cui magari sui quali magari farò una considerazione dopo.
Quello che noi come consulenti del lavoro osserviamo, e lo osserviamo negli ultimi 2 anni, a prescindere dal fenomeno pandemico, è una condizione in cui evidentemente molti datori di lavoro e molti danti, diciamo così, occupazione hanno dovuto scoprire che l'impresa si fa col personale, hanno dovuto scoprire volontariamente o in maniera costretta che il percorso di tecnologia, il percorso di evoluzione, tutto quello che sicuramente articola una attività imprenditoriale, diciamo che in alcuni momenti è stata ipotizzata essere possibile anche a prescindere dal fattore umano, oggi invece in questo momento e anche per il futuro cade in assoluta difficoltà, perché evidentemente abbiamo bisogno dai dati che vediamo di un fattore umano, primo, che esista, perché i dati sul mismatch raccontano che più della metà dei motivi di mismatch sono che non esistono i lavoratori, e l'altro dato è che raccontano che non ci sono le competenze. Quindi non è una condizione che io darei per scontata ed è vicina alla realtà, perché partendo dai dati statistici, e vi parla uno che insieme alle imprese i test e i questionari statistici li compila con una certa, diciamo, anche gravosità operativa, con una certa, diciamo, allergia sulla modalità con cui probabilmente incidono sulla richiesta di riflessione a carico delle imprese, vi posso dire che il dato reale oggi è che bisogna preoccuparsi del fattore produzione uomo, e questa è una novità per molte imprese e anche per noi consulenti del lavoro, per chi in qualche maniera cerca di assistere o integrare o di perfezionare in termini di consulenza strategica e direzionale l'attività imprenditoriale. Questa non è una battuta legata a quello che, diciamo, come dire, è facile dire o fa più interesse, è una considerazione che passa da chi come noi, parlo sempre dei consulenti del lavoro, o dal sistema di rappresentanza delle imprese o dal sistema di politica, comunque commentava il lavoro come un costo, a chi oggi sta commentando il lavoro come una risorsa, come una condizione che va sperimentata all'interno di una possibilità di riuscita, non una possibilità di rincorsa verso il costo. La battuta che è un investimento è una battuta da libri di scuola di chi ha fatto economia. Fino ad oggi il lavoro è stato considerato come un problema da gestire. Poi i paragoni con gli altri paesi europei alcune volte li facciamo, li abbiamo fatti, ma il sistema imprenditoriale è completamente diverso. Un panel di questa natura o una composizione di una discussione di questo tipo in altri paesi europei, anche confinanti, non avrebbe senso, perché non ha senso quello che c'è dopo, non c'è un sistema imprenditoriale come quello che abbiamo noi. Ecco perché poi è evidente che alcune caratteristiche bisogna renderle, diciamo, metterle a maggior valore, a maggior soddisfazione, non rappresentarle come una difficoltà. E oggi le grandi dimissioni, per esempio, il dato statistico delle grandi dimissioni racconta di un problema o di una volontà di avere più cura della persona. Io vi racconto e vi dico che è la verità, perché lavoriamo in tutta Italia, della gente che ha cambiato lavoro per guadagnare di più, della gente che ha cambiato lavoro perché voleva, oltre che un incremento di stipendi, un incremento di offerta formativa che il datore di lavoro si è dovuto attrezzare per dargli, un incremento di offerta conciliazione vita-lavoro che il datore di lavoro ha dovuto preoccuparsi di organizzare, un incremento anche di qualità della vita. Ma la verità è che il milione di grandi dimissioni non sono 1 milione di persone che hanno deciso di avere una nuova visione di vita, è 1 milione di persone che ha preso la propria capacità di decidere, ha deciso e ha lasciato un posto, sicuramente post-Covid, i fenomeni non giudico io, un posto che poteva essere anche garantito per tentare di avere un'opportunità che era quella che ha scoperto all'interno delle sue volontà. E questo è il percorso che noi registriamo nel fenomeno delle dimissioni. E dall'altra parte, perché un datore di lavoro offre il 10% di più o si impegna per un costo del lavoro già alto a garantire altri benefit? Perché ha sbagliato prima, perché prima non ha immaginato che per fare impresa ci fosse bisogno del personale, e ha detto faccio tutto io, faccio tutto con la tecnologia. È arrivato il momento in cui gli mancava l'uomo chiave, per la figura chiave, per chiudere un layout produttivo, e gli dà anche il 50%, anche il 100% in più per completare, per realizzare l'attività imprenditoriale. Su questo ovviamente si fa un ragionamento se si fa un ragionamento che si ferma alla statistica, si osserva, diciamo, in un percorso quasi idealistico, che hanno fatto una scelta sia i lavoratori che i datori di lavoro, quasi, diciamo, di premiare il merito e l'altro di cercare una nuova vita. La verità è che è molto concreta questa scelta, la scelta di approfittare di una condizione di mercato che fino ad oggi questo paese, a memoria mia, e faccio questo mestiere da 30 anni, non ha conosciuto. Oggi la capacità contrattuale rivendicativa, anche se vogliamo usare un termine brutto ma che rende l'idea del singolo lavoratore, è molto più forte del passato, e questo percorso però ha una caratteristica che è individuale, non è una rivendicazione collettiva, smonta i meccanismi che conosciamo, smonta le rivendicazioni di massa di cui qualcuno ne lamenta l'assenza, e sviluppa un ragionamento one to one tra datore di lavoro e lavoratore che probabilmente rischia di non avere intermediari. Ecco perché io dico che probabilmente il sistema di intermediazione che si è sviluppato negli ultimi 15 anni, per non dire dal 97, quindi molti più di 15 anni, ma diciamo da quando le agenzie per il lavoro hanno
comunque ha avuto l'opportunità di manifestare la propria attività, che poi è un business, non ha portato a miglioramento del mismatch, non ha portato a un miglioramento della capacità di intercettare i bisogni reciproci, anzi, dai dati che ho visto, e non ho motivo per non osservarli seriamente, il meccanismo si è completamente allontanato, e non è solo per una questione che è legata a chi ha sbagliato per qualcosa, perché sicuramente avremo sbagliato qualcosa, ma evidentemente il modello, diciamo così, di sviluppo di un sistema di assistenza alla scelta, che poi può essere reddito di cittadinanza, può essere un percorso di cura alla formazione, fin da tutto quello che assiste un soggetto nella fase in cui invece dovrebbe prendere lui delle decisioni, secondo me non genera nel tempo un'opportunità. Ecco perché la nostra riflessione, e seppur in parte provocazione, ma sempre meno provocazione e più riflessione seria, è disintermediamo, cioè sviluppiamo un ragionamento in cui il singolo, sia esso studente, sia esso lavoratore o potenziale neoimprenditore, sia costretto o invitato da un sistema, diciamo, pubblico, o comunque da un sistema che evidentemente da un lato può essere anche quello privato, che genera necessità di manodopera, necessità di competenze, a decidere quanto prima possibile, e a decidere utilizzando poi tutti gli strumenti che i fondi di formazione, i soggetti intermediari mettono a lui, diciamo così, lo metterebbero in grado di fare la scelta giusta. Il problema che abbiamo oggi, e non è il NIT della statistica, il problema è che abbiamo gente che evidentemente non ha avuto la condizione culturale, familiare, secondo noi, questo rintracciamo nelle imprese, ma non lo rintracciamo in termini di analisi, diciamo, sociologica. Vediamo quelli che invece ci riescono, noi osserviamo quelli che hanno sicuramente la capacità di intraprendere un proprio progetto professionale, e capiamo quando qualcuno non ce l'ha, quindi siamo esclusivamente degli osservatori, cioè in molti punti diciamo, all'interno del sistema occupazionale o formativo non c'è una consapevolezza sulla decisione, e va incontro a quello che diceva il professore. La consapevolezza sulla decisione significa che io devo cercare un lavoro, poi un lavoro dipendente, un lavoro autonomo. Questo percorso ancora oggi sconta delle difficoltà culturali, ma diciamo, noi non possiamo immaginare di cambiare la cultura per risolvere i problemi di cui abbiamo parlato oggi. Dobbiamo intervenire. Mi sembra che gli interventi che avete raccontato, che con la parte politica ha raccontato, vadano in questo senso. La verità è che bisogna creare consapevolezza del fatto che bisogna scegliere. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Radio Libertà, stiamo ancora ascoltando il convegno Istruzione e Formazione, leve strategiche per il mercato del lavoro. Moderatrice sempre Sara Garino. In un raggio che per me è concepibile, con la capacità o con la continuità produttiva, io non lo compro, o quantomeno scelgo un altro fornitore. Quando compro un lavoratore, scusate la volgarità, quando scelgo di utilizzare una risorsa, fino a qualche tempo fa pensavo, lo assumo, gli faccio il contratto, gli faccio la busta paga e di lui non mi devo preoccupare più. Abbiamo scoperto che così non è, e questa condizione oggi però trova un modello di rivendicazione che è piacevole perché ci sfida rispetto a quello che è la consulenza. Dall'altro però non può essere questo il modello in cui io gestisco una posizione comunque che rischia di non essere vista in maniera costruttiva, cioè le piccole e piccolissime imprese rispetto a una richiesta di aumento o di formazione o di maggiore qualificazione professionale non sempre hanno la capacità o il guizzo di rispondere in termini costruttivi e capire che quella è la risorsa che ti serve. Qualche volta hanno probabilmente l'abitudine a rifugiarsi nel fatto che mi tengo quelli che non mi creano problemi, e poi però mi lamento che c'è un mismatch produttivo o un mismatch di competenze, perché chi non ha questa prospettiva sicuramente non si forma. Grazie. Grazie mille al dottor Montanaro anche per aver sottolineato un tema cruciale, quello che il problema non è soltanto un problema, è certamente un problema, ma può anche essere letto, e anzi va letto in termini di
opportunità. Parlava prima della consapevolezza della scelta, si parla tanto di crisi oggi, ma il termine crisi significa proprio questo, scelta. Sta a noi evolvere il momento storico in senso positivo oppure negativo a seconda delle misure e dei provvedimenti che vengono per l'appunto messi in gioco. Grazie mille a questo panel e ai nostri autorevoli relatori per essere intervenuti. Ci avvicendiamo, visto che andiamo verso la terza sessione politica. Quindi chiamerei al tavolo il presidente della 10ª Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera dei Deputati, l'onorevole Alberto Gusmeroli. Chiamo al tavolo anche l'onorevole Giulio Centemero, membro della 6ª Commissione Finanze della Camera dei Deputati, nonché la dottoressa Marcella Gargano, direttrice generale delle istituzioni della formazione superiore MUR, Ministero dell'Università e della Ricerca. Naturalmente siamo in attesa di avere anche il ministro Valditara che ci raggiungerà, chiaramente contemperando la sua presenza qui con gli impegni istituzionali che sono in corso. Allora darei subito la parola alla dottoressa Gargano, dato che si deve accomiatare, per chiederle, dottoressa, visto che stamane abbiamo parlato e molto di formazione e di orientamento, dal suo osservatorio, dall'osservatorio del Ministero dell'Università, come si declina come si declinano la formazione e l'orientamento nell'ottica di andare a intercettare quelle che sono le opportunità del presente e soprattutto del futuro. Penso naturalmente alle discipline tecnologiche. Scusate, si parla poi anche tanto oggi di digital humanities, quindi qual è il punto sotto questo ambito per quanto attiene a questo argomento. Grazie mille. Grazie, io vi ringrazio per l'invito e vi faccio i complimenti per l'organizzazione di questo momento di confronto anche così partecipato e molto trasversale, data la componente dei vari relatori che si sono avvicendati fino ad ora e che continueranno anche nel pomeriggio. E vengo alla sua domanda. Allora, il tema dell'orientamento è cruciale, ma bisogna anche chiarirci su quale segmento di orientamento ci focalizziamo, perché sicuramente rispetto ai temi oggi affrontati, l'orientamento in uscita, quindi la parte del job placement, quindi all'uscita del percorso di formazione superiore verso il lavoro, è l'orientamento, come dire, più utile da potenziare. E ci sono in realtà abbiamo anche diversi numeri che ci dimostrano, banca dati del Consorzio Universitario Alma Laurea, che le esperienze di orientamento, di job placement, anche laddove, questo è un dato che a me ha molto colpito, non vengono immediatamente percepite dalle studentesse e dagli studenti come utili, in realtà poi dimostrano nei fatti che gli studenti che li hanno frequentati o che hanno vissuto questa esperienza formativa di orientamento, di fatto hanno maggiori chance di occupazione. E quindi ecco, qui c'è un grande tema, credo, di responsabilità istituzionale e quindi anche condivisa con il mondo del lavoro per implementare anche in maniera innovativa tutte le attività di orientamento in uscita. Ovviamente questo è nel breve periodo, ma nel medio-lungo periodo l'obiettivo più ambizioso è quello dell'orientamento e della transizione scuola-università, e quindi l'orientamento, quello che noi chiamiamo nel mondo dell'università in entrata, ma che i colleghi dell'istruzione del merito chiamano in uscita. Quindi è proprio quel segmento di transizione dalla fine del percorso della scuola secondaria superiore
superiore verso i percorsi di formazione superiore. E su questo il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ci ha dato una mano, perché ci ha dato delle risorse aggiuntive, sono 250 milioni in 4 anni, e il tema interessante è che ha dato la responsabilità al Ministero dell'Università e della Ricerca di questa ideazione di corsi di orientamento, che però facciamo a casa del Ministero dell'Istruzione e del Merito, perché ovviamente si fanno nelle scuole del terzo, quarto e quintultimo anno. E questa misura di orientamento quale obiettivo ha? Ha di convincere gli studenti che sono incerti della bontà del proseguo degli studi, e quindi di non fermarsi ma di accedere a percorsi di formazione secondaria superiore, e di soprattutto, e qui credo che sia il punto anche poi di contatto con i temi che vengono trattati qui oggi, di aiutarli nella scelta. Questo perché? Uno, perché possano quindi avere un percorso di formazione soddisfacente per se stessi, perché possano fare un percorso di formazione che sia utile al mondo del lavoro, e perché possano quindi evitare di interrompere il percorso di studi, perché purtroppo il tasso di abbandono è ancora molto alto, perché hanno scelto un percorso di formazione superiore che non è quello che avrebbero voluto, oppure che non è quello che si immaginavano, o che non è quello che risponde alle loro vocazioni, alle loro abilità. E quindi qui abbiamo costruito, abbiamo dei dati già praticamente di questi mesi. Siamo partiti con l'anno scolastico, quindi è una misura del MUR che però si targa con l'anno scolastico delle scuole, e quindi siamo partiti l'anno scorso, quindi stiamo per completare a luglio, e stiamo lavorando insieme al Ministero dell'Istruzione per partire per il secondo anno. Coinvolge anche le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oltre le università, e quindi anche quel segmento dei conservatori, delle accademie delle belle arti, degli ISIA, che sono una vera eccellenza nel nostro territorio, ma ancora poco attrattive molte volte dal punto di vista dei percorsi professionali, mentre invece ci sono diverse imprese che hanno necessità anche di professionalità che vengono formate nel mondo dell'AFAM, e che però non riescono quindi ad essere così immediatamente attrattive nel percorso di formazione. L'orientamento, quindi noi stiamo lavorando anche rispetto, e vengo anche a un aspetto più pratico, insieme alle scuole, ma insieme anche alle imprese che possono essere coinvolte dalle scuole nella definizione di questi corsi di formazione, anche per fare dei corsi di orientamento innovativi, e cioè pratici, portare le studentesse e gli studenti nei luoghi di lavoro, cioè fargli vedere concretamente quali sono gli sbocchi occupazionali ai quali possono accedere attraverso quel percorso di formazione, e non con un corso frontale meramente, come dire, illustrativo delle possibilità e delle chance alle quali possono accedere, ma credo che ci siano tanti di quei mestieri che in Italia sono anche così poco, come dire, noti a chi ha 15, 16, 17 anni, e quindi deve decidere che cosa fare del proprio lavoro. E quindi torno, chiudendo il cerchio, rispetto al senso, come dire, di responsabilità istituzionale di mondo e anche del mondo del lavoro che abbiamo, e di fargli vedere concretamente, e quindi portandoli anche nei luoghi di lavoro, quali sono le chance occupazionali che avrebbero, e molte volte anche immediatamente, perché lo dicevate prima, ma è un tema, come dire, corroborato da dati purtroppo evidenti, che c'è questo grosso gap tra domanda di alcune professionalità e offerta, cioè di studentesse e di studenti che escono con delle professioni che poi non servono, o non servono in quel modo, nel mondo del lavoro. Grazie. Grazie mille dottoressa anche per aver sottolineato la centralità del mondo dell'arte, quindi la musica, ha citato l'arte a 360 gradi, che ci richiama come l'Italia non sia soltanto, e lo dicevamo poc'anzi, un popolo di creativi e di creatori, ma anche e soprattutto un popolo di artisti. Grazie infinite, dottoressa. Sulla scorta del suo intervento verrei ora all'onorevole Giulio Centemero, membro della 6ª Commissione Finanze. In qualche modo, onorevole, partirei proprio da qua, da uno degli spunti che ci è stato
fornito dalla dirigente del MUR. Parlava di incertezza. Mi viene in mente un saggio recente di 2 anni fa di Key e King sull'incertezza radicale. Ecco, oggi in questo tempo, in questo contesto storico in cui davvero quotidianamente affrontiamo crisi che in qualche modo ci palesano e ci fanno affrontare delle incertezze, quanto l'educazione finanziaria, tema rispetto al quale lei ha presentato una PDL, può intervenire per mitigare questo senso di incertezza e di impotenza rispetto alle avversità, soprattutto economiche del presente. Come possiamo inglobare, includere questo tema in un più ampio percorso di educazione o, come diceva prima il presidente Spaziani Testa, di formazione naturalmente a 360 gradi, dall'educazione civica all'educazione o formazione immobiliare fino all'educazione finanziaria. Io la ringrazio perché la domanda che mi pone è preziosa e parte dall'incertezza. Sono un cultore dell'incertezza, adoro Nassim Taleb che ne parla tantissimo, però non andiamo a fare filosofia in questa sede, ma parliamo sì della situazione globale, che è sicuramente una situazione di maggiore incertezza rispetto al passato, proprio partendo da un punto di vista geopolitico. L'abbiamo visto a seguito del grosso cigno nero, per mutuare le parole di Taleb, della pandemia, si sono verificati altri accadimenti come la guerra in Ucraina e altri sconvolgimenti che stiamo vedendo adesso in Africa, che comunque discendono dalla guerra ucraina e dal più generale cigno nero. Allora, un primo modo per stabilizzare i mercati italiani, per stabilizzare l'economia reale italiana, sicuramente è quella di spingere le italiane e gli italiani a investire in maniera consapevole. Ho fatto un piccolo conto della serva spannometrico e ho verificato che solo il contante fermo sui conti corrente delle italiane e degli italiani è pari ad almeno 7 volte il PNRR. Ok, e lì non ci sarebbe una quota di debito, sarebbe tutto equity, come si suol dire, cioè non dobbiamo restituirlo a nessuno, sono soldi nostri, ok? E allora perché quel denaro non viene investito? È chiaro che nel nostro paese manca un po' questa cultura rispetto anche a paesi molto simili al nostro, rispetto alla Francia, rispetto alla Spagna, che è pur più piccola di noi, dove per esempio i mercati del capitale delle piccole e medie imprese sono molto più frequentati dalle cittadine e dai cittadini, dove i gestori investono di più sull'economia reale, dove anche le casse e fondi pensioni investono di più sulle imprese del territorio, a differenza dell'Italia. Ecco quindi che il progetto di legge, a me fa molto piacere questo, il progetto di legge che ho presentato all'inizio della legislatura relativo all'educazione finanziaria, che fa scopa con quello sull'educazione civica, che è stato il primo progetto di legge che ho presentato nella mia carriera di parlamentare. Quella scorsa è stata la mia prima legislatura, questa è la seconda. Lo presentammo a prima firma dell'ex collega Massimiliano Capitagno, ora commissario Agicom, vide la luce. Tra l'altro mi ricollego anche al panel precedente, si inserirono dei concetti STEM, per esempio imparare, educare alla cybersicurezza, e qui ci colleghiamo anche all'educazione finanziaria, perché a me piace parlare anche delle cose fatte, non solo dei progetti, per dimostrare che insomma che siamo qua per essere concreti. Nella scorsa legislatura, nel decreto crescita, di cui sono stato relatore, grazie a un nostro emendamento siamo riusciti a inserire i poteri di Consob di oscurare quei siti che sollecitano l'investimento senza avere le relative autorizzazioni. Ne sono stati oscurati da allora, parliamo del 2019, con i decreti, considerando i decreti attuativi, circa 800 se non erro, ci sono i dati, o 600, comunque un numero monstre, un numero veramente monstre. Quindi siamo riusciti a difendere le cittadine e i cittadini, i consumatori, da eventuali truffe. Ok, ora il progetto di legge che ho presentato inizio legislatura sull'educazione finanziaria, come dicevo, è stato inserito nella più ampia riforma dei mercati finanziari voluta dal ministro Giorgetti, il DDL Capitali, che atterra al Senato nei prossimi giorni
probabilmente nella sesta commissione finanze. Ok, quindi il concetto che non solo si riformi l'infrastruttura, ok, riformando anche l'infrastruttura dei mercati di capitali per i piccoli, perché si fa una piccola riforma anche delle piattaforme di crowdfunding, concedendo alle start-up e alle PMI ivi quotate di dematerializzare le proprie quote, anche se SRL, in modo che sia più semplice l'exit, che sia più semplice andare sul mercato, no? E quante ragazze e ragazzi oggigiorno, mi ricollego all'intervento del presidente dell'Associazione dei Consulenti del Lavoro, decidono di essere imprenditori più che di essere dipendenti, cioè un concetto diverso rispetto alla mia generazione, e poi magari ci torniamo anche da un punto di vista filosofico, perché insomma abbiamo iniziato con la filosofia, quindi facilitare anche i piccoli e compendiare in una riforma che dovrebbe essere qualcosa di freddo, di hard skills, di struttura finanziaria, anche l'educazione finanziaria che parte dalla scuola primaria. Ok. E mi ha fatto molto piacere il fatto che si sia creato un dibattito a cavallo di Capodanno, quando Serra su Repubblica mi attacca, mi dice ma insomma non andiamo a insegnare i soldi, queste brutte cose, la finanza ai bambini alle scuole elementari. Centemero è il solito mostro ed è anche il tesoriere di un partitaccio, e si è creata una coalizione a difesa dell'educazione finanziaria guidata sull'altra testata dello stesso gruppo, sulla Stampa, con un bel articolo di Elsa Fornero che dice: se insegnare la finanza vale quanto una poesia, no? E questo mi ricorda tanto il libro Cuore, quando insomma un bambino si siede sulla poltrona e lascia la poltrona sporca, e il padre dice insomma questo è il frutto del lavoro e va rispettato. Quindi questa mentalità in cui pubblico e privato non debbano parlare, in cui certi tipi di lavoro, è da qua che nasce il mismatch, non devono essere compendiati nell'educazione anche fornita dal pubblico, deve assolutamente cambiare. Io qui ho terminato il mio intervento, vorrei solamente citare, ed è uno spunto di riflessione più generale rispetto all'incertezza, vorrei citare il terzo pilastro, che è un bellissimo libro di Raghuram Rajan, ex banchiere centrale dell'India. Che cosa si dice nel terzo pilastro? Che in questo momento dei tre pilastri della società, Stati-nazione, mercati e comunità, sta prevalendo quello delle comunità. Lo dimostrano associazioni come quella di Spaziani Testa, che raduna, o anche questa associazione che ci ospita, che raduna una comunità con gli stessi interessi. Ed è da qui che dobbiamo partire, in un ambito di incertezza geopolitica internazionale, e dobbiamo imparare a usare le nostre risorse intellettuali, finanziarie e non solo. E io vi ringrazio. Grazie infinite, onorevole Centemero, per la messe di spunti variegati, poliedrici che ci ha dato e che ci consentono di andare sempre a meglio definire questo tema, questi temi, istruzione, formazione, leve strategiche per il mercato del lavoro di cui stiamo discutendo oggi. Presidente Gusmeroli, Presidente della 10ª Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera dei Deputati, nonché correlatore della delega fiscale. Proprio ieri in Commissione è stato approvato il documento di sintesi di questa indagine conoscitiva sul Made in Italy, un'indagine fortemente voluta dal suo partito, proprio perché opera di ascolto del territorio e delle realtà, in primis le imprese e le associazioni che sul territorio operano, dai cui risultati è emerso che uno dei temi, una delle direttrici su cui si deve andare a intervenire per tutelare e valorizzare il Made in è proprio quello della formazione. Ci può dettagliare un quadro, un excursus di quelle che sono state le risultanze, con naturalmente focus specifico su questo tema? Grazie Presidente.
Grazie a tutti, grazie a Federterziario per l'organizzazione di questo interessantissimo evento. Sì, ieri abbiamo approvato senza voti contrari, devo dire, in commissione questa indagine conoscitiva, le conclusioni dell'indagine conoscitiva sulla valorizzazione del Made in Italy, conclusioni che in realtà noi abbiamo fatto circolare da alcune settimane anche per permettere al governo di tradurre buona parte, e devo ringraziare il governo che ha condiviso le conclusioni di questa indagine conoscitiva e l'ha fatta propria nel progetto di legge che probabilmente andrà in Consiglio dei Ministri la prossima settimana. Noi abbiamo ascoltato direi 150-160 associazioni che hanno dato il loro contributo. È importantissima questa opera d'ascolto. Ne avevamo parlato a dicembre anche appunto col ministro Urso, che ha condiviso questa attività. Spesso si dice che il Parlamento non è centrale rispetto all'attività legislativa. Qui noi abbiamo voluto riportare la centralità del Parlamento all'attenzione dell'agenda anche del governo, e quindi abbiamo lavorato in massima collaborazione. I risultati sono molto interessanti perché quando si ascolta la gente che è a contatto diretto con i problemi e con la realtà, non si può che fare successivamente una buona legge, del motivo anche per cui questa indagine conoscitiva non ha avuto voti contrari, no? di nessun partito politico. Importante è, siamo in un momento dove l'Italia storicamente ha delle criticità irrisolte, storicamente cresce meno della media europea, fortunatamente stiamo crescendo quest'anno più della media europea, però ricordiamoci che quando cresciamo dello 0,9, dell'1, dell'1,2 è una crescita comunque asfittica, non è una crescita prorompente, e ricordiamoci che il tema della crescita è un tema che ci dobbiamo porre tutti, perché passa da lì la sostenibilità del debito pubblico, e sappiamo benissimo quanto è elevato il nostro debito pubblico. Quindi un'indagine e una successiva legge sulla valorizzazione del Made in Italy è sicuramente fondamentale. Perché? Perché vuol dire spingere la crescita economica del nostro paese. Noi abbiamo delle eccellenze incredibili, siamo credo a livello di eccellenze leader al mondo. Dobbiamo farci conoscere di più in tanti mercati, perché quando un'azienda si fa conoscere all'estero, l'estero non lo abbandona più. Siamo fortemente apprezzati all'estero, e quindi dobbiamo lavorare tutti a tutti i livelli per aiutare il sistema economico e le attività economiche. Primo, però dobbiamo anche vedere che abbiamo un livello di contraffazione abnorme. Abbiamo due temi: la contraffazione e abbiamo l'Italian sounding, cioè che danneggiano per decine di miliardi il sistema delle attività economiche italiane. Quindi ecco che l'intelligenza artificiale, la blockchain, noi l'abbiamo citata nel documento conclusivo, sono sicuramente degli strumenti che potranno aiutare le nostre aziende a difendersi dalla contraffazione che le danneggia la crescita economica del nostro paese. Altro tema, la formazione. Noi siamo in una situazione dove abbiamo aziende che cercano occupati, cercano lavoratori. Dall'altra parte abbiamo la situazione paradossale che abbiamo una alta disoccupazione, soprattutto giovanile. Quindi
anche in questo caso dobbiamo porci il tema della formazione. Formazione, noi ce lo siamo posti in questa indagine conoscitiva, quindi la valorizzazione degli istituti tecnici superiori, l'ITS, anche nell'ottica del Made in Italy, anche nell'ottica delle zone territoriali forti per determinati prodotti o eccellenze del Made in Italy. Noi abbiamo proprio dei settori delle zone territoriali eccellenti in un certo campo o eccellenti in un altro campo. Dobbiamo cambiare anche un po' l'idea che abbiamo delle scuole tecniche. Io vengo da un territorio che ha 2 scuole tecniche, ha tante scuole tecniche, ma anche 2 scuole tecniche d'eccellenza. Una è stata dichiarata la scuola alberghiera migliore d'Italia, il Maggia di Stresa sul Lago Maggiore, e tutti quelli che escono dal Maggia tranquillamente hanno possibilità di trovare immediatamente lavoro, e sappiamo quanto è prorompente in questo momento, e sarà ancora di più in futuro, il turismo. Quindi qua si fa veramente l'incontro tra questi 2 eserciti che non si incontrano, tra chi chiede lavoro e chi offre lavoro. Per esempio, sempre nella mia zona abbiamo il Cobianchi, 2000 studenti nell'ambito degli istituti tecnici, anche qui un'eccellenza. Non vuol dire che questi non possano diventare propedeutici anche per il mondo dell'università, perché bisogna cambiare un po' l'idea per cui se uno fa l'istituto tecnico poi non può andare all'università, oppure non può migliorarsi, oppure non può trovare un lavoro fortemente qualificante, oppure, come diceva l'onorevole Centemero, non può farsi un'attività in proprio, che peraltro in questo momento ha anche delle agevolazioni molto importanti dal punto di vista fiscale. Pensiamo alla mini flat tax: se un giovane inizia, praticamente ha agevolazioni fiscali enormi, agevolazioni contributive molto elevate, e quindi possibilità di entrare nel mondo del lavoro e guadagnare anche significativamente. Sta a noi cercare di unire questi 2 eserciti che non si incontrano. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. Molto significativi per aiutare il sistema paese, da un lato anche a semplificarsi, perché questo paese riesce a essere nel G7, quindi tra i leader nel mondo, con criticità storiche, con complicazioni storiche, con burocrazia storica. Pensiamo, se aiutiamo non solo la valorizzazione del Made in Italy, ma anche a liberare da lacci lacciuoli questo paese, con la grandezza che ha l'italiano a emergere nelle situazioni più complicate, a vivere le situazioni più complicate, noi potremmo essere veramente primi al mondo. E io credo che con questo progetto di legge sul Made in Italy un tassello in avanti per aiutare il sistema economico italiano lo stiamo mettendo. Grazie mille Presidente Gusmeroli per aver richiamato. Intanto arrivederci, grazie mille dottoressa Gargano per essere intervenuta. Dicevo grazie per aver richiamato il tema della semplificazione, perché è assolutamente cruciale, fa davvero
il paio, anzi il trio, con gli altri due temi di cui stiamo dissertando oggi, istruzione e formazione. A questo punto, a chiusura del panel, io chiederei cortesemente alla regia di mandare in onda il video che è stato realizzato dal dottor Massimo Temussi, presidente di ANPAL Servizi, che quest'oggi per ragioni istituzionali non ha potuto essere in presenza qui a Civita. Buongiorno a tutti e ringrazio Fede Arteziani per questo invito. Mi dispiace sinceramente non essere lì fra voi, avevo preparato dei dati statistici verso il focus di istruzione e formazione, insomma le leve del mondo del lavoro oggi. Dopo il decreto lavoro del 1 maggio, insomma, ancora più importante parlare di istruzione e formazione, soprattutto i nuovi paradigmi del lavoro, perché gli analisti anche che analizzano il mercato del lavoro, insomma, sono in difficoltà in questo momento perché ci troviamo in una situazione mai vista prima di occupazione che cresce, tempo indeterminato che cresce, anche oltre le previsioni, e dall'altra oltre 1 milione di posti di lavoro stimati da qui a luglio che non trovano risposta. È un grandissimo problema. Stiamo cercando di analizzarlo e ha anche degli aspetti molto diversi dal passato, perché si polarizza in certamente professioni digitali che non trovano risposta poiché le laureate esterne sono molto al di sotto, 10 volte al di sotto di quello che le imprese chiedono, dall'altra anche professionisti, cioè lavori entry level come il settore dell'edilizia o della logistica piuttosto che della ristorazione, turistico e dei servizi che ben conosciamo, che già dall'anno scorso ha iniziato a dare dati preoccupanti. Quindi c'è un mismatch fortissimo e c'è un cambio di paradigma dell'istruzione e della formazione che ha necessità di essere ascoltato, cioè si parla più di lavoro-formazione, non di formazione-lavoro, è necessario cambiare e modificare le regole dell'istruzione e soprattutto fare una buona attività di prevenzione. I dati che oggi noi vediamo si scontrano anche su un problema importante dal punto di vista demografico. Sappiamo che il tasso di fecondità è più che dimezzato negli ultimi 50 anni, in particolare in certe zone d'Italia, iniziamo a scontrarci non solo col problema di mismatch o di lavori che non tirano perché i giovani scelgono di non farli, ma anche su carenza di figure di giovani che possono andare a fare un effetto sostituzione. Quindi questi sono dati che ancora di più in prospettiva vanno analizzati e l'impegno è quello, anche oggi girando tutte le regioni, non possono essere lì tra voi per quello. Stiamo cercando insieme alle regioni, facendo assistenza tecnica, di capire in particolare sui dati regionali, sui singoli dati regionali, come il sistema lavoro può ancora di più fare coesione fra quello che è il mondo delle imprese talvolta inascoltate e l'istruzione e la formazione, che deve cambiare ovviamente un assetto verso le academy, verso upskilling e reskilling, non solo verso le lauree. Le ITS Academy stanno dando grandi risultati in questo momento, anche se sono pochi, 16.000, ma con un tasso di occupazione che supera il 90%. Ecco, di questi temi vi avevo voluto parlare, vi ringrazio sinceramente per l'invito e saluto tutti i partecipanti. Buona giornata. E grazie virtualmente anche al dottor Temussi. Io direi anticipiamo il pranzo, visto che siamo in attesa dell'intervento del ministro. A chiusura davvero di questo panel, prima l'onorevole Centemero ci parlava del terzo pilastro. Ecco, forse istruzione, formazione e la strategia che ci rammentava poco fa il presidente Gusmeroli sono davvero le chiavi di lettura per invertire la rotta e costruire un futuro di progressione, di sviluppo e di crescita, soprattutto per questo nostro paese. Allora, ci terrei ancora qualche secondo a ringraziare tutti quelli che hanno reso possibile questa giornata, quindi in primis naturalmente Federterziario, ringrazio il presidente Nicola Patrizzi, il segretario generale Alessandro Franco, la dottoressa Tiziana Franco, Alessia Macella, Alex De Luca, Fabio Tamma, Giada Ciccarese, quindi grazie davvero a tutti per l'organizzazione,
Ringrazio nuovamente anche i media partner, il TG5, tra l'altro rinnovo i saluti anche del collega Giuseppe De Filippi, il vice direttore che per ragioni legate all'alluvione purtroppo è stato bloccato e non ha potuto essere con noi oggi, ma anche gli amici di Fortune Italia e di Radio Libertà che hanno seguito tutta la diretta. Grazie davvero, ci ritroviamo nel pomeriggio e buon appetito. Pensa a respirare.